un po' di colazione, vi lavate in attesa che qualcuno si muova, perché così non è possibile vedervi. La svolta è arrivata poco dopo mezzogiorno, quando sotto i portici davanti alla chiesa di San Vito è arrivata Mirella Tuzzato, anima di veneti schiacciati dalla crisi. Mirella, che ha portato ai migranti accampati una buona notizia: un suo telespettatore si è fatto avanti facendosi carico di una settimana di vitto e alloggio in alberghi e strutture dell'Interland. È un imprenditore del posto. Che ha visto questa situazione e dice: io metto la mia goccia nell'oceano, non voglio essere visto, però la metto, tramite te vai a prenderli e portarli a lavare, a fare. No, la politica non c'entra niente, qua è solo un aiuto proprio personale che dà questa persona a questi ragazzi. La politica assolutamente non c'entra niente in questa situazione, zero assoluto. Solo umanità. Solo umanità e basta, non vuole nessuno. Quindi adesso come ti organizzi, Mirella? Adesso chiedo chi di loro vuole venire via direttamente e basta. 11 i migranti aiutati. Si tratta di alcuni dei senza tetto sgomberati dal Parco dal Negro la scorsa settimana, gli stessi che per 2 notti di fila hanno dormito nei pressi di Casugana. Nel corso della giornata sono stati intercettati anche quelli che al momento dell'arrivo di Mirella si trovavano al lavoro. Come passaggio intermedio la sede dell'associazione al Sant'Artemio, dove hanno potuto prendere dei vestiti e delle scarpe. Mirella, grazie signora questa che siamo un po' felici, così laviamo, cambiamo, guarda lì i vestiti. Non è una vita questo. Non è vita. Sono felice che devo andare a lavare, ma un posto, non è un posto. Tanto grazie mille per signora, che voi arrivo, chiama che c'è lavoro, tu vieni. Grazie, tanto grazie. Grazie Mirella, grazie Mirella. Quanti anni hai? 20. 20 anni? Sì, 20 anni. Queste sono persone, sono creature che vanno aiutate. C'è questa persona che lavora, poi la porteremo anche a lavoro questa sera e poi domani mattina mi organizzerò con le associazioni di volontariato per andarli a prendere e vedere come fare. Intanto facciamo oggi e oggi adesso ragazzi andiamo a mangiare. Grazie. Ciao, ci vediamo dopo. Allora, ieri sera, scusate ma devo fare questa parentesi, poi presento gli ospiti. Ieri sera ero in diretta telefonica con il dottor Bacialli, il direttore nostro, che mi ha invitato per capire bene cos'era successo. Allora, la sottoscritta ha lavorato 44 anni, non sono mai stata una parassita, non vivo di politica, ma vivo col mio lavoro. A fianco a questo ho sempre dedicato la mia vita, fin da bambina, al volontariato, ce l'avevo nel DNA. Allora, ieri sera ho sentito che qualcuno non mi darà più il 5 per 1000, poi hanno fatto l'8 per 1000, perciò quelli che dicono 8 per 1000 non sanno neanche di cosa parlano, vuol dire che non mi hanno mai dato niente. E soprattutto io tutti i giorni in questa trasmissione faccio vedere che aiuto i veneti, come li chiamano loro, i nostri veneti, chi li aiuta, chi ti porti a casa. Io non mi porto a casa nessuno, ma aiuto, cosa che non fanno molti di voi e si nascondono dietro un messaggio. Quelli che non vorranno più darmi 5 per 1000 perché non sono d'accordo, per carità, li ringrazio fino adesso di quello che mi hanno dato, però io sto facendo solidarietà, io non sto facendo politica, io non guardo il colore della pelle, io guardo la persona e se voi queste persone danno fastidio, arrangiatevi, è un problema vostro, non è un problema mio. Ma la sottoscritta ha 44 anni di lavoro serio alle spalle, sto ancora lavorando e non perché ho bisogno di lavorare o chissà che, perché non sono una morta di fame, perché voglio aiutare le persone, voglio aiutare i più deboli, i più fragili, gli ultimi, i diversi. Quando dico che c'è un mondo razzista nel Veneto, avete letto i messaggi ieri sera, dite che Mirella non dice la verità, che non è vero, come qualche politico che si ostina a dire che non è vero. Avete sentito i messaggi? Invece di prendersela con i politici che hanno ridotto il nord-est all'astrico, guardate come siamo ridotti in questo paese, guardate come siamo ridotti, se la prendono con questo imprenditore poveretto che ha cercato di mettere una goccia nell'oceano, dire almeno diamo un po' di dignità a queste persone, le laviamo, le puliamo, visto che hanno posti di lavoro anche, per una settimana metto questa goccia. Se la sono presa con loro, con me, scrivendo delle cose inammissibili, invece di prendersela con quei politici che gli hanno
ridotti alla fame quasi. Ma vorrei sapere io se si rendono conto di questo. Guardate cosa è scritto oggi sulla stampa, cosa stanno costando le Olimpiadi e costeranno a noi, perché chissà chi pagherà. 350 milioni di buco c'è. Chi li pagherà? E no, se la prendono con l'imprenditore che, poveretto, per una settimana ha cercato di mettere, come dice lui, questa goccia. Ma ha paura di ritorsioni, e li avete visti, avete sentito il manager ieri qui cosa ha detto? Che c'è un altro imprenditore che vuole rimanere nell'anonimato perché ha paura di dire quello che sta facendo per aiutare. Ma vi rendete conto su che Veneto siamo? Con chi se la prendono questi soloni che poi si nascondono dietro un messaggio? Io vorrei incontrarli, perché non venite a incontrarmi? Ma perché non venite a incontrarmi? Perché non venite a vedere il Banco Solidale? Perché non mi incontrate e parliamo? È troppo facile nascondersi dietro 3 righe di un messaggio, anche veramente umiliando questa persona che io poi faccio solo da tramite, non è che spendo i soldi del 5 per 1000, vedete, non sapete niente, non avete neanche sentito cosa ho detto ieri mattina. Questo imprenditore mi ha detto: per cortesia Mirella, puoi farlo tu, visto che ti seguo, che fai questo? Ti do la possibilità, guarda, aiuta queste persone per una settimana. Cosa c'entra il 5 per 1000? Dove li prendi, non li prendi? Siete veramente delle persone non buone, ma guardate con chi ve la prendete invece di prendere con chi di dovere. Detto questo, ho fatto questa perché ci voleva, perché Mirella non sta mica zitta, no. Perché io non voglio essere dalla parte della ragione e dalla parte del torto. Io ho detto ieri che ho fatto solidarietà tramite un'altra persona e non politica. Avete capito bene? Detto questo, presenti graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il dottore Roberto Rasera, forestale, perciò parleremo di ambiente, alla quale Mirella tiene tantissimo, e anche il sindaco di San di Piave, Alberto Teso, una persona molto degna, sensibile, e sa veramente, quando Mirella parla, che dice quello che sente e quello che vede. Però bisognerà pur che qualcuno inizi anche a guardare queste persone con occhi diversi. Sto parlando di persone che hanno un lavoro, manca la casa purtroppo. I sindaci sono presi con le bombe perché, poveretti, non è che possono fare i miracoli. Gli hanno dato tanti di quegli impegni e di quegli oneri e problemi che Dio solo sa, e sono quelli meno pagati, che hanno meno risorse. Allora, dottor Teso, intanto la ringrazio di essere qui con Mirella. Ecco, non è stato uno sfogo, ma è per chiarire la posizione di Mirella, perché va chiarita, e anche di questo imprenditore, che sentirsi anche insultati perché cerca di fare del bene a delle persone che poi oltretutto lavorano, mi sembra una cosa veramente di uno squallore unico. Prego, sindaco. Beh, complimenti e tutta la mia solidarietà, Mirella. I sindaci si scontrano quotidianamente con persone di questo tipo che scatenano i loro istinti peggiori su social, su messaggi, anche con minacce. L'ammiro per quello che è riuscita a fare, ringrazio questo imprenditore che ha messo a disposizione del suo. Ricordiamoci che, come ci insegna il Vangelo, quando avrete fatto qualcosa per uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me. E mi vergogno da veneto, da cattolico, da lavoratore di assistere a situazioni del genere. Non dobbiamo cadere in queste umiliazioni, e ricordiamoci chi siamo. Abbiamo l'orgoglio di aiutare chi ha bisogno e cerchiamo di non lasciare nessuno indietro. Grazie veramente per il messaggio che ha dato, e grazie a questi imprenditori che si sono esposti direttamente. Grazie. Guardi, sindaco, io penso che questi imprenditori abbiano proprio bisogno del vostro supporto in questo momento, perché veramente abbiamo dei cattivi imprenditori, dei medi imprenditori, ma abbiamo anche dei buoni e bravi imprenditori, ce ne sono tanti. Mi risulta che ci sia questa, me le diceva ieri un manager che ho avuto in trasmissione di diverse multinazionali, che anche lui risulta che l'imprenditore ha paura di fare del bene, specialmente quando si rivolge verso ai diversi, perché c'è una società, una parte della società che non accetta, hanno paura di ritorsioni. Ma è mai possibile, sindaco, che sia successo questo proprio nel Veneto, dove dell'immigrazione se ne potrebbe parlare all'infinito? Non credo ci sia necessità di avere paura. Affrontiamo come sindaci tutti i giorni situazioni di questo tipo, indipendentemente dall'orientamento politico, perché la carità non ha colore. C'è gente purtroppo che parla e straparla. I social sono stati uno strumento da questo punto di vista ottimo, perché mettono in contatto tutti con tutti. Dall'altro però, come
tutti gli strumenti che crea l'uomo danno la possibilità a chi ha minori capacità e non è in grado di gestirsi di fare uscite di questo tipo. Insomma, io le ribadisco ancora una volta, la stragrande maggioranza dei veneti e degli italiani è pronta a dare una mano. Gli uomini nascono uguali e liberi nei diritti. Dobbiamo fare tutto il possibile perché chi arriva qui rispetti le nostre leggi, si adegui ai doveri che noi per primi dobbiamo rispettare e riconosciamo a loro i diritti che noi stessi dopo 2 guerre, per pensare solo all'ultimo secolo, siamo riusciti a conquistare. Diritti e doveri uguali per tutti. Questa è la battaglia quotidiana che ogni persona sensata deve affrontare. Allora, sta parlando un sindaco di centrodestra, naturalmente lo dico perché è giusto anche capire che le parole che ha detto il sindaco da dove provengono, da una persona, da un politico anche, ma però che ha idee molto chiare su quello che è anche una parte del Veneto. Dottor Asera, lei cosa ci dice invece in fatto di ambiente, questo Veneto, l'ambiente, adesso c'è il problema degli alberi, ecco, doveva arrivare il morto per capire, anche più morti, come è successo anche a Venezia, per capire che forse l'importanza di investire nell'ambiente, nella natura è fondamentale. Prego, dottor Asera. Beh, intanto grazie per l'invito e per la possibilità di parlare di questi argomenti di cui purtroppo a volte si parla sull'onda proprio dell'emozione e di questi avvenimenti tragici purtroppo che sono capitati, anzi tutte le mie condoglianze alla famiglia della persona che è morta sotto una pianta. Per fortuna si tratta di eventi rarissimi. E perché nonostante siamo per fortuna pieni di alberi, ne cadono pochi e purtroppo in questo caso è successo il dramma, diciamolo pure. L'ambiente, oggi è anche la giornata mondiale della terra, certo. E quindi a maggior ragione è giusto parlare di ambiente. È giusto parlare di interazione tra l'uomo e l'ambiente, in particolare proprio direi in ambito urbano, dove la natura sembra confinata, nei parchi, nei giardini, eccetera, mentre invece riveste un ruolo fondamentale. Riveste un ruolo fondamentale perché pensiamo solo a cosa sarebbe una città senza alberi. Sarebbe una città invivibile, semplicemente. Il problema grosso è che però questi alberi, questo verde, questa natura vanno gestiti. Vanno gestiti e gestione del verde vuol dire, gestione degli alberi in particolare, è una cosa complessa. Molto più complessa di quello che si crede, anche se dobbiamo dire che sempre più abbiamo gli strumenti per farlo. In questo la tecnologia, l'informatica, la stessa intelligenza artificiale, direi, ci sta dando una grossa mano. Cioè dobbiamo essere in grado di utilizzare tutti gli strumenti di conoscenza che spesso viene da esperienze anche millenarie sulla gestione degli alberi, eccetera, assieme alle nuove tecnologie. Tutto questo ci consente di gestire, e sottolineo 10 volte questa parola, il verde, in particolare nell'ambito urbano. Qui veramente potremmo aprire un dibattito molto grande, molto lungo, però in particolare le amministrazioni e comunque chi deve gestire il verde, diciamo inteso in senso ampio, hanno questi strumenti. Il problema spesso è la mancanza di finanziamenti, di soldi, di disponibilità economiche. Io collaboro con diverse amministrazioni, anche con l'amministrazione di San Donà peraltro. Non lo sapevo, che poi non pensate che li ho messi assieme, non lo sapevo. Nel senso che ho seguito alcuni impianti di rimboschimenti di boschi urbani con il Comune di San Donà e continuiamo a gestirli nel tempo. Allora cosa dice questo sindaco, dottor Asera, visto che ce l'ha di fronte?
Beh, dico che il Comune di San Donà si è sempre distinto tra gli altri proprio per investimenti da decenni, mi verrebbe da dire, proprio sulla gestione del verde e in particolare ci sono appunto realtà più o meno grandi che il sindaco conosce benissimo di boschi urbani che il Comune di San Donà sta gestendo in maniera molto oculata e molto efficace. Anche con loro però ne parliamo soprattutto con i tecnici, ci si scontra con la mancanza di risorse, con la limitatezza di risorse, quindi la necessità di utilizzare questi fondi nella maniera più efficace possibile. Sindaco, devo correre purtroppo. Prego. Perché il tempo è tiranno, so che anche il sindaco fra poco ci deve lasciare perché ha un impegno, ma avevo piacere che ci fosse questa mattina proprio anche per commentare quello che è successo ieri. Siamo su tutti i giornali, radio, televisioni. Sindaco, cos'è che la preoccupa di più dopo aver sentito anche il dottor Asera, quello che ha detto chapeau i sindaci, però anche loro hanno poche risorse, mentre un ambiente che andrebbe veramente curato perché siamo di una fragilità unica, bisogna dire anche questo. Prego. Allora, è difficile far capire alle persone quanto delicata sia la gestione del verde in area urbana. San Donà è una città grande che negli ultimi decenni è continuato a crescere, siamo arrivati quasi a 43.000 abitanti, siamo l'ottava città del Veneto, abbiamo 10.000 piante ad alto fusto censite in città, sottoponiamo gli alberi a prove di trazione, ad esperimenti per capire quali sono a rischio, ogni tanto siamo costretti a tagliarne alcuni. E qui ci si scontra sempre con chi non capisce e ti dice sei un assassino, a proposito di gente che usa termini a proposito, perché hai tagliato un albero che aveva 40, 50, 60 anni. Allora io spiego, come spiego ai bambini, l'albero è una creatura vivente che nasce, cresce, invecchia, muore e cade. In una foresta può cadere tranquillamente, in una città non può cadere. Noi dobbiamo intervenire quando l'albero è a rischio, quando il pericolo di caduta si è elevato, e allora lo tagliamo. Poi tagliamo gli alberi quando bisogna fare un'opera pubblica di importanza maggiore. Io ho avuto uno scontro acceso con alcune associazioni ambientaliste. Io sono iscritto da 25 anni alla LIPU, io facevo l'avvocato prima di fare il sindaco, adesso non riesco neanche più a uscire da queste stanze, ma ho difeso la LIPU, ho difeso Lega Ambiente, ho fatto processi a tutela dell'ambiente, quindi io so cosa vuol dire tutelare l'ambiente, però se devo fare una pista ciclabile che porta dalle stazioni degli autobus e dei treni alle scuole, e devo mettere in sicurezza i ragazzi, perché 10.000 alberi non valgono la vita di uno dei nostri ragazzi, perché gli alberi si possono ripiantare. Allora ho tagliato 18 ipocastani, ne piantiamo 65, sì ma sono piccoli, nessuno di noi è nato di 70 kg, bisogna dare il tempo alle piante di ricostituirsi, di crescere. Il verde deve essere manutenuto, il costo è importante e bisogna coinvolgere le persone per spiegare loro fin da bambini cosa vuol dire gestire il verde urbano. Sono molto orgoglioso di un'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, un progetto abbiamo chiamato 1000 alberi. Abbiamo lanciato una sfida ai sandonatesi dicendo facciamo una raccolta di fondi tramite crowdfunding, ognuno può donare da 1 euro a 100 euro e vediamo quello che raccogliamo, noi lo raddoppiamo. Abbiamo raccolto 20.000 euro dai cittadini, dalle scuole, dalle associazioni, altri 20.000 li ha messi il comune, abbiamo spiantato alberi per 40.000 euro e con tecniche innovative, perché non basta come si faceva negli anni 70, il dottor Asera mi potrà aiutare, si prendeva l'albero sul ciglio della strada, lo si piantava e finita là, perché dopo quell'albero lì non cresce, addirittura muore, non si sviluppa. Oggi vanno piantati con delle caratteristiche particolari, ci mettiamo l'impianto di irrigazione, facciamo l'assicurazione di attecchimento, cioè se muore l'assicurazione ce lo rinnova e ne piantiamo un altro. Quindi piantare alberi è uno sforzo economico, però abbiamo coinvolto i ragazzini delle scuole per esempio e c'è la targa sotto, questo è l'albero della quinta B, oppure questo è l'albero dedicato al mio compagno, a mia moglie, a mio fratello che è mancato e io gli regalo questo albero perché resta alla collettività e c'è la targa sotto. Di questo sono orgoglioso. Qualcuno ci ha denunciato in procura perché abbiamo tagliato qualche albero, però ripeto, come dicevo prima, a fare del bene non bisogna aver paura, insomma, e continueremo su questa strada. Sindaco, però c'è un problema, che abbiamo gli argini fragili. Anche qua
bisogna capire anche la morfologia del paese, perché così siamo, inutile che ce la giriamo, terreno fragilissimo. Ecco, io ho ricercatori, scienziati che mi dicono che bisogna assolutamente intervenire, perché intervenire veramente è importante, perché vuol dire prevenire, prevenzione prima che succeda il fatto. Però non mi sembra che abbiate tutte queste risorse, perché sì, gli alberi, gli argini e i fiumi come la mettiamo, Sindaco? Perché anche lei vive su una zona che mi sembra, per quanto riguarda acqua e argini, ne sappia qualcosa. Prego. Il prossimo 4 novembre saranno 60 anni dalla grande alluvione, da quando il Piave ha rotto gli argini. Io non c'ero, l'ho mancata per pochi anni, però i ricordi di mio papà, di miei genitori, che ci raccontavano di quest'acqua che arrivava, che non si può fermare, mi dicono sempre il fuoco si può fermare ma l'acqua non si ferma. Però devo dire, la Regione Veneto e il Comune, grazie anche a fondi PNRR, in questi anni hanno investito tantissimo in tutto il territorio veneto. Qui da noi posso dirvi c'è un intervento fatto dalla Regione Veneto, dal Genio, finanziato in parte dal PNRR, sono 10 milioni di euro di rinforzo dell'argine. Il nostro argine è stato bucato, scavato dai veneziani, dalla Serenissima, è stato scavato poi negli anni bucato per farci rifugi antiaerei, bombardato. Qui la fine della prima guerra mondiale è stata combattuta su queste rive. Qui gli argini sono fragili, inseriscono tramite un procedimento che si chiama jet grouting una barriera di cemento profonda 9 metri che rinforza tutto l'argine, sta andando da San Donà verso le Foci, verso Jesolo, verso Cortellazzo, sia sulla riva sinistra sia sulla riva destra. Questo ci mette al riparo dalla rottura dell'argine. Noi in città, grazie all'amministrazione precedente, che era di un colore diverso dalla mia, lo ammetto e lo dichiaro senza problemi, è riuscita a intercettare 4 milioni di euro di PNRR per sicurezza idraulica. Abbiamo fatto bacini di laminazione, interrato condotte di 180 cm di diametro per la raccolta in caso di quelle che chiamiamo bombe d'acqua. Insomma, stiamo mettendo in sicurezza un territorio che è molto urbanizzato, però non possiamo piangere sul latte versato. Abbiamo costruito tantissimo, ora non costruiamo più, nel senso che non urbanizziamo più aree verdi, consumo di suolo zero, non diamo più autorizzazioni a costruire su aree verdi, si costruisce solo sull'edificato, si demolisce e si ricostruisce, però il terreno è in un equilibrio delicato. Questi interventi oggi ci consentono di mettere in sicurezza aree industriali, zone altamente abitate. Abbiamo un polo scolastico con 10.000 studenti, figuratevi se dovesse arrivare un cataclisma idrogeologico cosa potrebbe capitare. L'intervento della Regione è importante su questo. La Regione Veneto, su questo bisogna dirlo, negli anni sta investendo tantissimo sulla sicurezza idraulica. Gli interventi sul territorio sono fondamentali anche dal punto di vista imprenditoriale, perché nessuno investe in un'area che rischia di andare sott'acqua. Di questo dobbiamo essere orgogliosi. Guardi Sindaco, la ringrazio per come ha spiegato e per quello che ha detto, perché l'importanza è anche parlare ai cittadini, spiegare. Io sono convinto che se ci fosse veramente un vero dialogo con i cittadini da parte di tutte le forze politiche, indipendentemente dal colore politico, per far capire cos'è il loro territorio, perché ci si comporta così, ecco, le cose andrebbero meglio. Purtroppo io, Sindaco, devo dire che delle volte sono perplessa, perché ho sindaci che sono favorevoli all'unione, ho sindaci che sono contrari all'unione, ho sindaci che veramente non ne vogliono sentire parlare. Invece bisognerà anche in futuro cercare di agire in maniera diversa. Da soli non si va da nessuna parte, io penso, Sindaco, lei ne sa qualcosa, e penso che informando i cittadini, come sta facendo anche lei in questo momento, il dottor Asera, su quella che è la realtà, da persone competenti, forse quelli bravi, che ne abbiamo tanti di cittadini bravi, anzi vi applauderanno. Tanto è vero che se seminate bene venite rieletti, questa è la verità, e se seminate tempesta e raccogliete poi i fulmini, perché non vi eleggono più. Perciò bisogna anche capire che il cittadino è molto attento a come semina il sindaco che hanno votato. Allora andiamo a sentire però Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È fatto tuo, io ho sentito ieri. Non ti va a preoccuparti di quello che pensa la gente, perché chi che ti conosce bene sa chi che ti sei. Il discorso è che era 3 giorni che si buttava uno con l'altro. In mezz'ora, mezza giornata ti dà risolto il problema. Ti dà Mirella e basta. E non ti dà, come che ti dici, che ti dà sempre a morare, non ti vivi
qui sei dello Stato. Io vieni col tuo lavoro, la tua ipotesi è Mirella, e ricordate bene, Dante Alighieri nel 1500 diceva: ai miei nemici non voglio loro augurare la morte, ma un potente bruciore di culo e bracci cotti. Questo alla fine, Mirella, non ti dà da parte, so che ti a capi, ma ti va sempre avanti. Partini, ti ha messo i bastoni in mezzo ai rotti. Dicendoti così, i bastoni ti a cavalli, e dopo il verde a questo e quegli alberi. Se ricordiamo che in Italia c'è 10 milioni di piste di sci, quanti alberi cavi? Chi c'è che ti ha mai sentito parlare qualcuno che ha 6 anni? Ora cosa si muove a parlare? Cosa si muove a parlare? Che c'è 2000 euro al giorno che passa a Venezia e si mangiano tutti gli alberi con quello che butta su. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché il sindaco deve andare anche via. Grazie per il sostegno, veramente grazie. Lo so che mi volete bene, basta vedere quanta gente mi ferma per strada. Perciò guarda avanti e non ti curare di loro, si diceva una volta, ed è quello che io faccio sempre, problemi proprio zero. Dottor Asera, questo però ambiente, come diceva il sindaco, che ha bisogno di cure, non c'è niente da fare, più fragile sei, più cure ha bisogno. Ecco, forse anche voi potete, come dice anche il sindaco, visto che li affiancate, a cercare di far capire alla politica l'importanza di investire nell'ambiente, nelle infrastrutture, nelle strutture. Abbiamo una tecnologia che veramente fino a pochi anni fa era impensabile. Ricerca, scienza e tecnologia hanno fatto passi da miracoli anche per il vostro lavoro, e soprattutto anche la manodopera. Parliamo anche di manodopera. È così difficile trovare persone che vogliono fare questo lavoro? Ecco, li cercate? Dove andate a cercarli? Dove cercate di trovarli? Beh, allora, nella complessità del problema di cui si parlava prima, cioè della gestione del verde, uno dei tasselli è anche questo, cioè avere personale specializzato che se ne occupa, ed effettivamente non è facile trovare, soprattutto a livello, come dire, di manodopera, chiamiamo così, persone che vogliono buttarsi in questo campo, che peraltro è bellissimo. Anche se devo dire che negli ultimi anni ho visto molti giovani che si sono lanciati proprio nel settore anche della manutenzione del verde con entusiasmo e con voglia di fare. Anche in questo è importante la formazione, come lo è importante per noi tecnici. Lo è altrettanto e forse di più anche per chi poi deve fare concretamente la manutenzione, e parliamo sempre di verde e di verde urbano, sia pubblico che privato. Non è più il tempo di chi prendeva una motosega e si metteva a tagliare gli alberi o si metteva a potare le siepi, a parte per un discorso di sicurezza. Ecco, mi viene da dire che è molto più pericoloso, come dire, una persona che usa una motosega in maniera impropria che non la possibilità che un albero cada, per tornare al discorso di prima. Quindi lavoriamo molto anche su questo settore, e devo dire anche in questo occorre che chi opera nella manutenzione del verde si specializzi sempre di più. Pensiamo ad esempio al fatto che in molti casi su una pianta si può intervenire solo nel cosiddetto tree climbing, ovvero si sale sulla pianta con delle corde e delle attrezzature specialistiche, e già questo ci fa capire che è un lavoro estremamente specializzato. In termini di sicurezza, in termini tecnici. La stessa potatura di cui si parla tantissimo e che spesso ancora oggi viene effettuata in maniera non corretta. Selvaggia a volte. Io parlo di attaccapanni a volte, si vedono... Che li vediamo anche in questi giorni. Si vedono sì, queste piante veramente massacrate, quasi sempre senza una ragione corretta per fare questo tipo di interventi. Quindi chi opera
materialmente, deve essere adeguatamente formato, e in questo devo dire anche qui sono stati fatti passi da gigante. Io ricordo quando ho iniziato la professione di queste cose si parlava, come dire, si parlava e non si parlava, proprio perché si riteneva, per esempio, più pota una pianta più questa è sicura. E più vado avanti negli anni senza potarla, così spendo meno. Adesso siamo arrivati quasi al concetto contrario: più poto una pianta, o meglio, più la poto in maniera scorretta, più questa diventa insicura. Ecco, parlerei proprio di una necessità culturale da questo punto di vista. Il verde ha bisogno di una rivoluzione culturale da parte dei tecnici, da parte di chi opera sul verde, da parte degli amministratori, da parte dei cittadini che di questo verde fruiscono e devono fruire in maniera corretta. Sindaco, prima che se ne vada volevo chiedere anche a lei cosa le fa più paura in questo momento. Abbiamo sentito che iniziano queste rapine in villa, sono già 2 o 3 in pochissimi giorni. Questa gente terrorizzata in mezzo al verde, perché hanno dei parchi bellissimi, saltano fuori questi individui e terrorizzano, e veramente le persone poi creano dei traumi. Guardate che deve essere una cosa terribile sentirsi la pistola, il cacciavite, queste persone che ti entrano nelle case. Allora, Sindaco, c'è un governo di destra, qualcuno dice, e qualcuno chiederebbe un pugno di ferro più importante. Ecco, non è possibile fare tutto di un'erba un fascio, tutti i delinquenti, tutti assassini, stupratori, invece bisogna cominciare a scremare. Chi delinque non c'è niente da fare, deve pagare. Punto e basta. Chi si comporta bene deve essere aiutato a essere integrato. Bisogna iniziare a scremare, se no non ne veniamo fuori, Sindaco, perché anche il nemico è dietro l'angolo con la droga. Avete sentito ieri una sola indagine, 180 kg di droga, di cocaina, una roba allucinante. Ecco, cosa dice? Cos'è che la preoccupa di più anche per queste rapine in villa, per questi furti che non hanno più orari? Sindaco, cosa dicono i suoi cittadini? Il problema della sicurezza è uno di quelli più sentiti dalla cittadinanza. La sicurezza è una precondizione, cioè arriva prima di tutto il resto, come la sanità. Quando ci sono sicurezza e sanità si può costruire qualcosa. Se mancano questi 2 elementi non si può costruire quasi nulla. Inutile che parliamo di viabilità, di vivibilità dei centri, di eventi, se non ci sono queste 2 basi di partenza. Sulla sicurezza i comuni cercano di investire quello che possono, sulla polizia locale per esempio. Noi abbiamo assunto 5 agenti in più. 5 agenti vuol dire oltre 200.000 euro di spesa corrente all'anno. Per un comune è sangue che se ne va, non è facile per noi. Noi abbiamo preso anche il cane, abbiamo una pattuglia antidroga, non era proprio qualche anno fa compito della polizia locale, ma ormai sono diventati agenti di pubblica sicurezza, cerchiamo di pattugliare tutto il territorio comunale. L'Arma dei Carabinieri fa un intervento fondamentale, insostituibile. Gli uomini e le donne sono in numero insufficiente sicuramente. La tecnologia qui ci aiuta. Noi abbiamo 158 telecamere intelligenti che controllano il territorio, e 2 fatti gravi che abbiamo avuto in città l'anno scorso: un incendio doloso di un esercizio e un'aggressione violenta per, tra l'altro, motivi di cuore non legati a criminalità comune, sono stati risolti nell'arco di 24 ore proprio grazie alle telecamere. Io 2 giorni fa ho dato notizia che abbiamo fatto causa civile ai genitori di 2 minorenni che avevano imbrattato con scritte un nostro parco dietro il municipio, scrivendo su pareti e sulle statue. Le telecamere li hanno individuati e siccome il costo per il ripristino è elevato, si parla di diverse migliaia di euro perché sono spray indelebili, abbiamo fatto causa ai genitori, perché questi costi superano i 5.000 euro, li pagheranno mamma e papà perché non hanno insegnato correttamente ai ragazzi che certe cose non si fanno. La paura c'è, dobbiamo combatterla e essere anche sicuri in quello che facciamo ogni giorno, cioè uscire di casa. Una volta chiesero ad un grande giornalista che lavorava con Montanelli, erano gli anni di piombo, cosa posso fare io per combattere il terrorismo, e gli rispose esci di casa alla sera a passeggio con la tua ragazza, cioè dimostra che non hai paura, appropriati del territorio. Questo dobbiamo farlo, cercare di farlo anche noi, rendere le nostre città vive, vivibili, e accettare anche chi arriva con culture diverse,
che però, come diceva lei benissimo Mirella, deve integrarsi. Noi siamo una cultura accogliente, ma ci sono dei valori non negoziabili. Gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti, tutti i bambini hanno il diritto di andare a scuola, non esistono discriminazioni dovute all'età, al sesso, al colore della pelle, queste cose, alla religione, queste cose devono essere accettate da chiunque vuole venire in questo paese, che è e resta un paese accogliente perché ha bisogno dell'immigrazione. Il nostro è un territorio ricco che dà tanto lavoro e la manodopera non si trova manodopera né specializzata, come diceva prima il dottor Asera, ma neanche manodopera ordinaria, manodopera non qualificata. Se voi andate a Jesolo e entrate in una cucina, dietro vedete chi è che lavora e che prepara i piatti che poi voi mangiate in terrazza. Se andate in un'impresa di costruzione, vedete chi è che poi va a fare i cartongessi, i cappotti e monta le impalcature. Non possiamo più vivere senza queste persone che arrivano da noi e che solo una minima parte delinque, però non dobbiamo essere rigidi, come diceva lei. Lo dico da avvocato e la norma deve essere chiara e deve essere fatta rispettare. Chi delinque va in galera. Siamo stati per anni troppo disponibili, il sistema purtroppo è troppo buonista, se vogliamo, e si fa fatica a punire in maniera adeguata e questa sensazione di impunità purtroppo è diffusa anche tra i giovanissimi. Sta passando l'idea che tanto non mi fanno niente. È per questo che io ho fatto causa ai genitori. Impareranno a insegnare ai ragazzi come ci si comporta. Senta Sindaco, io ieri ho parlato con questi ragazzi, allora uno è capace a fare il saldatore, uno è il giardiniere come ho detto prima, uno un muratore e due, tre invece, anche 3-4 lavorano la terra. Allora, siccome si parla anche di manualità, ma cosa pensa Sindaco che sarebbe il tempo di accelerare per impiegare queste persone? Perché ci sono questi documenti, ecco, avete sentito che l'Europa, avrà sentito anche lei, ha denunciato 2 questure perché i documenti non arrivano in maniera veloce. Non le sembra che sia il caso di accelerare, di far arrivare questi documenti, visto la situazione che ha spiegato molto bene anche lei, ma anche il dottor Asera, della fame di manodopera che ha questo paese, perché di questo si parla. Se le aziende non trovano manodopera, guardate che devono chiudere. Io leggevo questa mattina, Sindaco, la Ferrero, che adesso assume personale, anche se non è specializzato, non gliene frega niente, basta che arrivino persone per lavorare, non gliene frega niente di manualità, è scritto oggi sui giornali. Allora ne pensa, Sindaco, lei fa parte anche di un partito politico importante che è la Lega, che forse bisognerà accelerare in questi colori, in questi permessi, cioè chi ha voglia di lavorare, di integrarsi, vediamo, cerchiamo di capire come fare. Cosa ne pensa, Sindaco? Poi la lascio, lo giuro. Sono d'accordissimo, sono di Fratelli d'Italia. Ah sì, Fratelli d'Italia, beh vabbè, siete con la Lega comunque al governo. Visto che andate molto d'accordo a Roma, allora speriamo che andate d'accordo anche qua. Prego, Sindaco. Uno dei primi passi che dobbiamo fare è insegnare loro l'italiano. È una cosa semplice che stiamo facendo qui in collaborazione con associazioni di volontariato. Abbiamo tante insegnanti, soprattutto donne in pensione, che hanno insegnato per tutta la vita e che adesso dedicano ore a insegnare a ragazzi, a uomini, alle donne al mattino, alle donne bengalesi, che è una delle culture più difficili da assimilare, da avvicinare. Insegnare l'italiano è il primo passo per superare le barriere che ci separano, perché puoi trovare lavoro, ma se non sai leggere un cartello, se non sai capire quello che ti dicono chi ti deve insegnare il mestiere, già parti con una situazione di svantaggio incredibile che forse non riuscirai a superare. Poi c'è un problema sicuramente di documentazione, di riconoscimento, lì il sistema non funziona bene, anche le richieste di asilo tutti chiedono asilo, tutti sono rifugiati politici, non è vero. Ci sono gli immigrati economici, ci sono quelli che hanno dei problemi perché sono perseguitati, vanno fatte delle distinzioni. Il Tribunale di Venezia, per esempio, è oberato da cause relative al riconoscimento del diritto d'asilo, per esempio. Questa cosa rallenta tutto il Tribunale, blocca tutta una serie di altre attività e la gestione, noi non stiamo gestendo bene l'immigrazione, che ripeto è indispensabile, dovremmo cambiare il registro e gestirla in maniera diversa. Il piccolo passo che possiamo fare nei comuni è insegnare l'italiano.
coinvolgerli, spiegare anche che cos'è la Costituzione, spiegare i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino e anche noi fare un gesto di apertura quando abbiamo queste possibilità, come ha fatto quell'imprenditore cui lei accennava prima. Sì, lui poveretto ha detto metto una goccia nell'oceano, sindaco, non è che volesse cambiare le regole del gioco, però almeno ha detto metto questa goccia, spero che qualche altro imprenditore mi segua e mi sembra che anche da questa mattina, da questo quello che si legge sui giornali, anche la Chiesa, la Caritas, importanti associazioni di volontariato stanno cercando di fare questo tavolo di unione, non di contrapposizione, per trovare delle soluzioni, perché io sono convinta, sindaco, che se ci sediamo tutti attorno a un tavolo troviamo gli alloggi, troviamo il lavoro. Chi non sa lavorare possiamo fare formazioni, abbiamo associazioni di volontariato che fanno anche questo, tipo la Croce Rossa, penso, che deve fare formazione, a mio avviso la Croce Rossa, perché sono bravissimi e preparatissimi. Ecco, penso al dottor Asera che può fare benissimo formazione a questo giardiniere che ho e che dice vorrei lavorare, se trovassi un lavoro. Questo ragazzo sa 3 lingue, sta il francese, spagnolo, ecco un po' anche l'italiano. Ieri mi sono avvalsa anche di una mediatrice culturale, perché è giusto far capire bene le situazioni, perciò se vogliamo, sindaco, se uniamo le forze, io penso che ce la faremo e che anche la comunità ci sorreggerà. Io sono convinta di questo, basta parlare loro chiaro, far vedere cosa fai, con chi lavori e chi cerchi di aiutare. Sindaco Teso, la ringrazio tantissimo, mi raccomando, sempre avanti, grazie anche del supporto che mi ha dato. Pubblicità. Visto quello che è avvenuto negli ultimi tempi, abbiamo convocato il Genio Civile per un incontro perché ci diano un monitoraggio completo di quello che sono le alberature in gestione a loro, perché noi dobbiamo essere sicuri che tutto sia seguito nella corretta direzione, come facciamo noi per gli alberi di proprietà del Comune di Treviso. Vorrei sottolineare che sono circa 28.000 che vengono monitorati uno per uno. Purtroppo i fatti questi giorni ci fanno capire quanto è importante la manutenzione del verde verticale, e questo vale certamente per il Comune di Treviso, per qualsiasi ente pubblico e anche per i cittadini privati. Questa volta la tragedia è solo sfiorata. Verso l'ora di pranzo cade un altro albero in pieno centro, in via Roggia, causando solo qualche danno alla grondaia della banca di via Canova. L'albero, di dimensioni massicce, sarebbe collassato sul terreno e caduto fortunatamente all'interno del cortile privato. Ma il punto sullo stato di argini e alberature è ormai drammaticamente urgente, dopo quanto accaduto a Pietromonici meno di una settimana fa. Una vita spezzata proprio dal crollo di un'alberatura pericolante. Noi col Genio abbiamo chiaramente molti progetti, perché loro sono responsabili di molte delle parti fluviali all'interno della nostra città, e facciamo moltissime segnalazioni riguardante il verde. Ma visto gli ultimi avvenimenti è giusto fare un punto di qual è la situazione, come stanno verificando le condizioni non solo delle alberature ma anche delle sponde, perché spesso le cadute possono essere conseguenti a una manutenzione, diciamo, delle sponde, e quindi per capire qual è lo stato dell'arte all'interno del Comune di Treviso. In questo caso poi la manutenzione dell'albero potrebbe essere del privato, quindi della banca che dispone di quella porzione di proprietà, ma l'argine sarebbe ancora del Genio Civile. Il Genio poteva intervenire o il Comune poteva intervenire? Beh, se è un albero privato no, chiaramente il privato ne è responsabile totalmente. Però è chiaro che non dobbiamo aspettare, chiunque non deve aspettare che avvenga la caduta dell'albero, che fortunatamente in questo caso è caduto al di fuori dell'alveo, ma se fosse caduto all'interno dell'albero avrebbe sicuramente invaso la strada, avrebbe potuto far male a qualcuno, e quindi questo non deve avvenire. Quindi ognuno è responsabile di ciò che è in casa propria e particolarmente degli alberi. Sull'albero non c'era stata nessuna segnalazione di malattia o pericolo, è letteralmente un fulmine a ciel sereno, spiega l'amministratore del condominio adiacente, ma ora a stabilire di chi è quella porzione di territorio, se del palazzo o la banca stessa, sarà il catasto a dirlo. Potrebbe essere della banca? Potrebbe essere della banca, come di pertinenza del condominio, bisogna vedere il subalterno del catasto dell'area confinante con il fabbricato. Allora, dottor Asera, sovrintendenza, Genio Civile,
parchi, di tutto e di più, ma non è che ci sono troppi enti e alla fine non riesci a capire di chi è la colpa, perché ognuno se si passa il cerino, alla fine è colpa di quel poveretto che era sotto, magari pescando, come è successo. Un abbraccio anche a questa famiglia, veramente un grande abbraccio, però non può funzionare così, perché bisogna che le idee siano chiare e soprattutto se il cittadino segnala, io penso che con delle foto, come hanno fatto vedere e hanno spiegato molto bene, magari transenare, se non hai i soldi per mettere in sicurezza l'area, penso che si possa fare. Questo è quello che hanno detto i cittadini vicino, che abitano vicino a quell'albero caduto. Quanto importante è capire anche, ecco, voi siete in grado di capire quando uscite di chi è la competenza se un albero è caduto? Non è un compito strettamente del tecnico forestale. Sì. Il tecnico forestale si occupa della pianta o delle piante. È chiaro che può essere di supporto a capire effettivamente dove radica questa pianta e di chi è la proprietà e quindi la gestione e quindi la responsabilità. Però mi viene da dire non è il compito principale nostro. Ripeto, possiamo essere di supporto in questo senso ed è comunque un passaggio fondamentale questo, perché chiaramente ai sensi delle normative il responsabile è chi gestisce o è proprietario dell'area in cui insiste la pianta. Purtroppo molto spesso anche a seguito penso alle rive dei fiumi che magari sono state modificate dal corso delle acque, non è semplicissimo capire effettivamente quella porzione di terreno, quel metro quadro dove insiste la pianta, di chi è. A volte è più complicato del previsto. Chiaro che però, soprattutto in un ambito urbano dove appunto le competenze e le proprietà si sovrappongono a distanza di pochissimo, si tratta effettivamente di capire bene le situazioni, dove arriva la mia competenza, dove arriva la tua proprietà. E in questo torno un po' al discorso di prima, cioè si tratta sempre di gestire il patrimonio verde, in questo caso, che abbiamo a disposizione. E il primo passaggio per gestire è capire proprio quali alberi sono miei, quali alberi non sono miei e le relative competenze e responsabilità. Su questo purtroppo penso si sconti ancora una mancanza di fondi, perché anche immagino che al Genio Civile che ha competenze su un territorio molto vasto e su tematiche molto diverse, ci sia un problema di risorse, ma anche di risorse di personale, perché poi gestire centinaia di chilometri anche di sponde, come deve fare il Genio Civile, non è così scontato se non hai anche il personale che lo può fare, personale competente, ma proprio spesso si tratta di uffici in cui magari qualcuno è andato in pensione e non è stato sostituito, per cui senza voler togliere ovviamente nessuna eventuale responsabilità, ma so per esperienza che soprattutto in ambito urbano non è semplicissimo una gestione del genere. Però quello che è fondamentale è proprio sapere che al di là delle proprietà il verde, l'albero va gestito, e gestire vuol dire sapere che c'è, sapere che interventi sono stati fatti, programmare dei monitoraggi, tenere conto anche ovviamente di eventuali segnalazioni, anche se queste non devono diventare, come dire, l'unico metro per una valutazione di una pianta. Ci sono in questo, ripeto, torno al discorso di prima, ci vengono in aiuto molti strumenti, in particolare in questi ultimi anni si sta sviluppando i cosiddetti piani di gestione del rischio arboreo, che è una cosa abbastanza innovativa e su cui molti comuni stanno lavorando, molte amministrazioni. Cioè si tratta di capire, partendo ovviamente da un censimento del verde, quindi so quante piante ho e dove sono, però si tratta anche di gestirne il rischio, cioè di capire se quella pianta, se dovesse cadere totalmente o anche una branca,
possa effettivamente arrecare dei danni. Perché, come accennava prima anche il sindaco di San Donà, molto dipende anche dalla posizione della pianta. Certo. Cioè, se una pianta è in un luogo dove pur cadendo ha pochissime probabilità di fare danno, è chiaro che sarà meno prioritaria come interventi rispetto ad altre che magari se cadono possono statisticamente provocare più danni alle cose, ai manufatti e anche alle persone. Questo ci aiuta anche ad andare incontro al problema della limitatezza delle risorse per la gestione del verde. Cioè, se noi siamo in grado di dire questa pianta è meno rischiosa, non parlo di pericolo, parlo volutamente di rischio, di un'altra pianta che invece è più rischiosa perché per esempio è in prossimità di un'area trafficata, di un'area frequentata, eccetera, è chiaro che darò priorità a quella pianta. Quindi questo mi permette anche di sfruttare meglio i fondi sempre limitati che l'amministrazione ha a disposizione. È chiaro che però questo vuol dire a monte investire proprio in programmazione, in un piano di gestione, in censimenti che possono essere, come dire, un grosso investimento iniziale, ma che poi nel tempo si ripaga, proprio perché abbiamo il quadro della situazione e sappiamo su quali piante è prioritario intervenire, su quali invece si può intervenire magari in un secondo momento. Poi, come si diceva, molto spesso la soluzione non è necessariamente l'abbattimento della pianta, ma è il confinamento dell'area. Sappiamo che quella pianta è pericolosa, è potenzialmente rischiosa, limitiamo l'accesso a quell'area. Per esempio mi viene in mente in molte realtà anche italiane, in parchi pubblici vengono chiusi quando c'è un evento meteo sfavorevole. Quando c'è vento, quando c'è pioggia, i parchi vengono chiusi perché una pianta è più rischiosa nel momento in cui c'è l'evento meteo sfavorevole. Poi magari purtroppo cadono anche quando non ci sono eventi meteo sfavorevoli, ma statisticamente è più probabile che il problema ci sia durante questi eventi. Quindi ci sono anche diverse soluzioni da questo punto di vista. Il confinamento o la chiusura di aree dove le piante in certi momenti, in determinate situazioni sono pericolose, può essere una delle soluzioni. A monte però, come dicevo, ci sta sempre di sapere qual è il patrimonio che devo gestire, perché se non so quali piante devo gestire, tutti i discorsi successivi vengono meno, ovviamente. Sa, dottor Lasera, a me vengono in mente i nonni, la mia meravigliosa nonna, che ogni volta che uscivo e che c'era un temporale mi diceva: se sei per strada non mai andare sotto un albero. Ecco, queste donne, questi uomini con pochissima cultura, ma che veramente avevano il buon senso, saggezza. A volte si tratta proprio di buon senso. Io mi ricordo le parole di mia nonna che adoravo, che appunto mi diceva quando c'era brutto tempo e andavo a scuola: mi raccomando, non fermarti mai sotto un albero. Ecco, capite, esatto, la saggezza dei nostri nonni, che saluto anche questa mattina, e loro sanno quanto bene Mirella vuole a loro. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, complimenti. Ciao Mirella, perché sei, non so dove che ti va a trovare tutta che forza, anche come ieri che ha fatto un lavoro organizzato al 100%, che neanche vabbè. Senti Mirella, mi volevo fare un appello ai sindaci che dica ai proprietari dei fossi e quelli comunali, che dipende dal comune, di pulirli, perché Mirella, con queste piogge violente che viene adesso, andiamo tutti sotto acqua su un secondo. Mi raccomando anche ai proprietari dei terreni chi pulisce i fossi, chi faccia qualcosa, che taglia tutte queste erbe, perché adesso te vedi drio le strade, che sei i fossi e che se l'erba alta drio a strada così, che non ti vedi neanche al posto, se pulito. Bisogna che stai attenti a queste robe qua, perché con quelle violenze che viene da acqua non capisco più niente, non si capiamo più. Vi ringrazio. Grazie Giusy anche per il supporto, ho fatto quello che dovevo fare, niente di più, ho portato la solidarietà, ho fatto da tramite, poi oltretutto dobbiamo ringraziare questo imprenditore
che ha cercato di dare una sveglia anche agli altri imprenditori. Ce ne sono tanti di bravi comunque, dobbiamo dirlo, che investono, che aiutano, però sempre qualcosa in più non fa male, visto ecco, il problema che abbiamo con questi ragazzi. Ecco, Giusy, dottor Asera parlava di fossi, io non mi ricordo però, anni fa ho avuto, non mi sembra se era un forestale, chi era che diceva che l'erba invece è molto importante, anche l'erba alta per la biodiversità, che bisogna stare attenti, non dobbiamo lamentarci, ecco, quando vediamo l'erba alta dobbiamo capire l'importanza di quell'erba. Ci vuole spiegare, ecco, dal suo punto di vista, ecco, quello che ha detto anche Giusy, non vedo più il fosso, vedo solo erba? Sì, posto che non è specificamente il mio settore, però... ma lui sa, è bravo, dottor Asera, ve lo dico io, è umile. Allora, è vero che bisogna probabilmente anche qui ripensare un po' il modo di operare. Ci sono situazioni in cui gli sfalci e anche le pulizie dei fossati, soprattutto della rete minore, perché molto spesso noi pensiamo alla pulizia dei fiumi o dei corsi d'acqua maggiori, ma è indispensabile una manutenzione anche della rete minore, perché il reticolo idrografico è fatto soprattutto di piccoli fossati, eccetera, in cui occorre intervenire anche con sfalci sulle sponde, eccetera. In altre situazioni, e penso anche a molti prati di parchi pubblici, eccetera, è vero che sta venendo un po' meno l'idea che dobbiamo sempre avere un tavolo da biliardo. A volte, soprattutto nel periodo delle fioriture, quindi in questo periodo qui mi viene da dire, magari parzialmente, quindi una parte del prato può essere lasciata sfalciata, oppure lo sfalcio può essere fatto più tardi, proprio per favorire la fioritura e per incrementare quella che è adesso una parola che va di moda, appunto la biodiversità, che magari con sfalci ripetuti, eccessivi o nel periodo delle piene fioriture può venire meno. Quindi anche qui e su questo, come dicevo prima, gli studi ci aiutano molto, perché si è capito che appunto diversificare anche gli sfalci è molto utile in questo senso, per cui non spaventiamoci se a volte, soprattutto in questo periodo, vediamo in alcune zone l'erba più alta, tanto per capirci. Può avere degli effetti positivi. Chiaro però che va tutto fatto con il buon senso, quindi se un'area deve essere frequentata, eccetera, magari la zona dove si passeggia possiamo prevedere un certo tipo di sfalcio. Le zone magari più marginali che possiamo anche lasciare ridurre gli sfalci o come dire, spostarne il periodo. Può darsi che a qualcuno dia fastidio perché sembra abbandono. Esatto. Non è così. Va spiegato. Ecco, e questo è un altro aspetto importante e che vale per tutta la gestione del verde. Più noi spieghiamo alle persone, ai cittadini, a chi vive in quella zona, a chi la frequenta, perché facciamo quell'intervento e perché lo facciamo in quel modo, e questo riguarda l'erba, riguarda i cespugli, riguarda il verde verticale, quindi gli alberi, perché li potiamo in un certo modo, perché non li potiamo in un altro modo, perché non facciamo l'intervento, perché lo stiamo monitorando. Ecco, questo più lo spieghiamo alle persone e più eviteremo tutte quelle questioni che ogni volta che succede qualcosa o in un senso o nell'altro provocano queste reazioni molto spesso emotive, molto spesso poco razionali. Va spiegato e su questo non si fa mai abbastanza, anche noi tecnici, in supporto alle amministrazioni, in supporto agli uffici tecnici delle amministrazioni, dobbiamo essere in grado di spiegare perché si fa questo tipo di intervento. Allora se uno conosce le motivazioni, molte delle sue tensioni, delle sue preoccupazioni, delle sue paure vengono meno. Poi, chiaro che troveremo sempre chi non è d'accordo in una gestione, chi la pensa in maniera diversa,
Poi purtroppo succedono anche questi eventi tragici che ci fanno un po' così pensare che sia tutto abbandonato, nessuno controlla, eccetera, cosa che può succedere in alcuni casi, ma nella maggior parte dei casi non è così. E l'importante però è far sapere quello che si fa e perché lo si fa. Con questo diciamo che la maggior parte delle persone come dire, rientra in sintonia anche con i propri amministratori. Era quello che dicevo prima al sindaco Teso, no? Più parli col cittadino e spieghi i lavori che fai. Assolutamente, ma questo vale in particolare per il verde, perché adesso, come diceva giustamente il sindaco, appena tagli una pianta c'è subito il comitato che nasce. E, non è cambiato però, dottor Asera, anche il mondo degli ambientalisti, che è un mondo anche più preparato, non è che siano sempre contrari a tutti, che dicono, io veramente ne ospito tantissimi e devo dire che veramente trovo persone sempre molto preparate, molto attente, e anche loro stanno cercando di far capire che non è vero che dicono sempre di no. Prego. Assolutamente, peraltro anch'io fino all'altro giorno ero presidente di una piccola associazione ambientalista, quindi è un mondo che conosco, ho a che fare con il mondo ambientalista per lavoro e non, ed è vero che c'è sempre più cognizione di causa su diversi temi. A volte, soprattutto di fronte appunto magari a situazioni in cui non sono state sufficientemente spiegate le motivazioni, c'è un po' un atteggiamento di muro contro muro. Questo ancora lo rilevo, e non sempre questo porta ad affrontare le cose in maniera razionale. Io sono dell'idea, sarà anche per mia formazione professionale e personale, che la soluzione sta nel parlarsi. Se ci parliamo tra persone civili, ci spieghiamo le motivazioni, cerchiamo di capire l'obiettivo comune che abbiamo e troviamo dei compromessi, perché necessariamente su molti argomenti e anche sulla gestione del verde a volte bisogna arrivare a dei compromessi. Ecco, io sono convinto che molti dei conflitti in un senso o nell'altro che si creano possono venir meno. Poi però ci vuole la volontà da parte delle parti di fare questo dialogo, altrimenti se partiamo da una parte o dall'altra, con le barricate o con io ho sempre ragione, tu hai sempre torto, non andiamo da nessuna parte. Ecco. Con quale messaggio ci saluta, dottor Asera, che ringraziamo veramente di essere stato qui con noi questa mattina? Avete sentito queste pillole di saggezza che ha dato anche il dottor Asera sul comportamento che dobbiamo tenere anche noi. Prego, dottor Asera. Quello che mi sento di dire è curiamoci degli alberi, curiamoci dell'ambiente, prima ancora curiamoci dell'uomo che di questo ambiente deve fruire, in modo che, come dire, ci sia, non voglio adesso fare il messaggio bucolico, però veramente abbiamo bisogno di una nuova collaborazione tra le persone e tra le persone e l'ambiente. Oggi, come ripeto, è la giornata della Terra, e lanciamo questo messaggio. Chissà la terra da lassù cosa se vorrebbe dirci, con la luna che la guarda, ma che bello, ma quanto belli siamo. Grazie veramente, grazie al dottor Roberto Asera, un forestale che ha le idee chiare, perché è competente, la competenza in questo paese secondo me è necessaria, non c'è niente da fare, se no non andremo da nessuna parte. Grazie, pubblicità. Grazie. E abbiamo ospite l'avvocato Valentina Gatti, che ringrazio di essere qui, perché porrà l'attenzione anche di temi veramente che sono dei temi che magari non conosciamo, non sappiamo. Invece noi dobbiamo capire e anche sentire cos'è la legge in Italia per certe situazioni che magari
non riusciamo neppure a capire perché nessuno ci spiega, poi magari anche degli internati, magari, che così vogliamo capire, visto che io ho avuto figli ospiti, ecco, di queste persone, e soprattutto le sigle, molti adoperano le sigle, però a casa dicono cosa vuol dire quella sigla, bisogna spiegare. Lei, avvocato Gatti, questa mattina cosa vorrebbe spiegare? Perché qui a Sveglia Veneti, e mi fa piacere di averla ospite, prego. Allora, sì, io volevo parlare di queste cause che si sono susseguite soprattutto negli ultimi anni con riferimento al risarcimento dei danni causati alle vittime del Terzo Reich, i cosiddetti schiavi di Hitler, quindi persone sia civili che militari che sono state catturate durante la Seconda Guerra Mondiale e internate nei vari campi di concentramento e sottoposte a lavori forzati, torture e tutto quello che purtroppo conosciamo. E, queste cause si sono concentrate in quest'ultimo periodo proprio perché nel 2022 il governo Draghi ha stanziato un fondo proprio finalizzato a risarcire le vittime di questi crimini contro l'umanità, perché così è necessario definirli. Dal 2022 quindi in poi è stato dato un termine che poi è stato via via prorogato fino a tutto il 2023 per iniziare queste cause contro chi? Contro lo Stato tedesco, la Germania, perché è la Germania che è tenuta, insomma, che è responsabile di questi crimini e quindi è tenuta a risarcire, ma una causa che andava, di cui andava fatta notizia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove è istituito questo fondo, perché questo Ministero aveva la possibilità di intervenire e appunto sostenere, insomma, la propria tesi difensiva, cosa che in tutte queste controversie che sono state instaurate avanti al Tribunale di Roma, perché lì ha sede questo fondo, cosa che è successa, cioè la Germania è rimasta silente, contumace, quindi non si è costituita, non ha detto nulla. Il Ministero invece ci ha pensato al posto suo e diciamo che cerca in tutti i modi di contrastare la domanda che le vittime, prevalentemente gli eredi, perché al giorno d'oggi parliamo di figli, di nipoti, insomma, che hanno deciso di iniziare, di intraprendere questo percorso prevalentemente per una questione di principio, insomma, non tanto, di soldi, non tanto per l'aspetto economico, che sicuramente c'è ed è importante, ben venga, però diciamo che leggere su una sentenza del tribunale, di un tribunale italiano, proprio queste parole, insomma, che stabiliscono che c'è stato effettivamente un crimine contro l'umanità, contro il loro caro, così come altre persone, è un qualcosa che non si può ripagare diversamente, insomma, quindi diciamo che la questione di principio in queste cause è giusta, cosa che magari in altre circostanze diciamo sempre non andiamo avanti per le questioni di principio, invece in questa materia ritengo che sia particolarmente importante. Anche per dare voce a chi non ce l'ha più e visto le sofferenze che hanno subito, anche per onorare. Io penso veramente che bisogna parlarne anche di questo, perché dobbiamo sapere che c'è qualcuno invece che si muove. Ad esempio l'avvocato Salvatore Guzzi, che ringrazio anche lui di essere qui questa mattina, l'importanza di conoscere. Sa, avvocato Guzzi, intanto che parlava l'avvocato Gatti, io pensavo a tutte le guerre che ci sono, a questi crimini, cioè la storia non ha insegnato niente. Io ho appena terminato di leggere un libro, Il viaggio di mamma Teresa, questa donna analfabeta che parte dal paesello dove viveva, non sa lingue, non si era mai spostata, per portare a casa l'ultimo dei 6 figli che erano andati in guerra e che non è più tornato. E fa un viaggio reale raccontato da questa nipote, che è anche docente, che ho avuto ospite. È un viaggio che fa venire i brividi, l'amore di queste persone. Ecco, parlava prima le famiglie che vogliono riconoscere, che venga riconosciuto loro il diritto di dare dignità a queste persone che sono morte con tanta sofferenza. Ma mi scusi, avvocato Guzzi, ma la storia non ha insegnato niente? Se ci troviamo in queste condizioni e vediamo quello che abbiamo visto anche ieri grazie al dottor Giacomazzi, questi bambini mutilati a Gaza, che alcuni di loro sono arrivati anche in Italia, li stiamo curando, stiamo facendo queste protesi. Prego, avvocato Guzzi.
Guardi, purtroppo le guerre hanno dei risvolti che toccano disgraziatamente i civili molto spesso. Noi pensiamo sempre alla guerra come un fatto di militari, abbiamo la fortuna, se così si può dire, di averla tenuta lontana per 80 anni dal nostro territorio, e quindi a noi arriva con la forza delle immagini televisive. La mia generazione, che è figlia della generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale, papà mi raccontava i bombardamenti, cosa erano i bombardamenti, papà mi raccontava quando riuscì a sfuggire alle mani del bersagliere che voleva buttarlo dentro un rifugio che purtroppo aveva una sola uscita, e papà si divincolò e raggiunse il rifugio che era sotto il nostro palazzo, che di uscite ne aveva 3. Purtroppo quel palazzo col rifugio con una sola, morirono tutti, e morirono in condizioni, guardi, veramente, papà mi raccontava, veramente mi ha fatto rabbrividire realmente. Quindi noi viviamo, la guerra cosa ci ha insegnato? Purtroppo devo dire che a noi ha insegnato probabilmente tanto il fatto che siamo da 80 anni in una situazione, diciamo così, di pace, di estraneità al conflitto. Sì, certo, sicuramente ci ha insegnato tanto, forse non ha insegnato tanto al resto dell'umanità. Questa è la mia impressione, ecco. E i giovani, avvocato, come vede lei il mondo dei giovani? Secondo lei sono curiosi a conoscere la loro storia? Ecco, penso a questa docente, a Silvia Pascale, che ha scritto questo libro, Il viaggio di mamma Teresa, che era una sua parente, ecco, che è stata intrigata proprio dalla storia che raccontavano, come ha raccontato lei, avvocato, ecco, i suoi familiari, è andata a vedere se trovava delle carte, delle lettere, delle fotografie, un po' a volta, è stata sempre più intrigata man mano che trovava questi documenti a cercare la verità di questa donna che era una sua parente. Secondo lei sono intrigati questi giovani a conoscere queste storie anche tramite le vostre conoscenze, ecco, quello che state spiegando, perché è importante? Chi sono gli internati? Chi è? Prego. Guardi, io proprio la scorsa settimana sono stato all'università, perché ho un contratto con l'Università Partenope, che è la seconda università pubblica che abbiamo a Napoli, e l'ex istituto universitario navale. A giurisprudenza ho ottenuto proprio una lezione sull'immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione, ma centrata esclusivamente, si può dire, sugli internati militari. I ragazzi li ho visti abbastanza attenti. Non voglio fare polemica con nessuno, perché uno, non sono un politico, due, non voglio invadere, sono sempre molto attento ad invadere altri settori disciplinari che non sono quello prettamente legale. Quello che però devo notare è che forse mentre la mia generazione indubbiamente la storia la studiavamo, se tutto andava bene, fino alla seconda guerra mondiale, oggi a questi giovani spesso si fa studiare la cronaca. Cioè, io ho una figlia che è in seconda media e vedo che in seconda media studia quello che noi studiavamo praticamente quasi in terza, fondamentalmente. Quindi forse bisognerebbe, ecco, attentamente preoccuparci di fermare l'attenzione dei nostri studenti al massimo alla seconda guerra mondiale. Io ho avuto uno zio che è sfuggito all'internamento per un'avventura proprio, visse per alcuni mesi come Anna Frank insieme ad altri 2 ufficiali del bersaglieri, letteralmente sepolto vivo in una casa di Cuneo, e poi riuscì fortunosamente a passare le linee. Non voglio raccontare i particolari, però questo zio mi diceva sempre una cosa: non parlava mai con noi della guerra e ci diceva sempre della storia si può parlare quando la generazione che l'ha vissuta è scomparsa. Far studiare ai ragazzi la cronaca dei giorni nostri significa forse dargli una sommatoria di dati, ma mai l'approfondimento. Io ricordo del resto i miei libri di scuola della scuola media,
tra l'altro era scritto da un suo collega compianto, faccio un nome che è una garanzia, Enzo Biaggi, insieme ad altri 3 autori. Io quindi alle scuole medie ho conosciuto in qualche modo dagli scritti Enzo Biaggi, che ho apprezzato fino alla fine, fino a che non ho chiuso gli occhi, e devo dire che questo libro era accompagnato da una serie poi di letture critiche, perché fosse un libro delle scuole medie. Quindi noi eravamo forse portati ad approfondire, i giovani oggi un po' meno. Guardi Avvocato, è meglio che approfondiamo anche con loro, perché con le guerre che ci sono in giro, stiamo parlando di 77 guerre, non saprei proprio cosa dire, se veramente sono così tranquilli o se hanno bisogno anche di imparare, perché non sappiamo cosa può capitare. Siccome il futuro è nelle loro mani, è meglio prevenire e facciamo conoscere cosa vuol dire, ecco, anche internato, ecco, perché mai essere tranquilli nei paesi ormai che viviamo, in nessun paese. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda, che sentivo parlare dei giovani, io vorrei chiedere ai tuoi ospiti, no? Allora, è normale che i giovani di adesso, dell'ultima generazione, vadano in giro armati, coltellini per ammazzare professori, insegnanti, ammazzare magari, che ne so, un signore che li rimprovera perché stanno facendo casino, questi si alzano e lo coltellano. Cioè, è normale, sono normali questi atteggiamenti? Io vorrei queste domande, queste risposte dai tuoi ospiti. Grazie e buona giornata. Ciao Maurizio, grazie. Sentiamo, ecco, l'avvocato Valentina Gatti come commenta. Parliamo adesso di giovani, come vede lei i giovani. Ecco, poi sentiremo anche l'avvocato Guzzi, però è importante capire anche come vi rapportate anche con loro, con le loro famiglie, la storia. Prego. Certo, no, la domanda che ha fatto la persona da casa, se è normale che i giovani vadano in giro con coltelli e quant'altro, direi che la risposta sia ovviamente no, non è normale, e la cosa lascia parecchio sconvolta anche me, che sì, non sono giovanissimi, ma neanche, insomma, cioè, li vedo anche abbastanza vicini a me, e quindi pensando ai miei tempi, insomma, quando andavo a scuola, io queste situazioni onestamente non c'erano, comunque magari si trattava di casi veramente estremi, limitati, con situazioni alle spalle magari di difficoltà o quant'altro. Adesso purtroppo quello a cui assistiamo è sempre più frequente e fa veramente spavento. Sicuramente bisogna trovare dei rimedi che non è che possono essere diciamo richiesti soltanto ad esempio alla scuola, perché sicuramente la scuola è importante e ci sono tutti dei supporti dagli insegnanti. Io mi ricordo che veniva anche uno psicologo a farci delle lezioni di relazione, di educazione civica e così via, e quindi anche questi sono momenti importanti. Sicuramente il background, la famiglia, tutto quello che insomma viene dietro all'educazione, quindi alla formazione del singolo giovane, è quello, a mio avviso, che è importante, l'attenzione che i genitori devono sicuramente dare ai loro figli, quindi a ogni piccolo segnale che magari non viene interpretato correttamente, perché ormai tutti conduciamo delle vite troppo frenetiche, troppo piene di impegni, e magari la famiglia viene un po', è brutto da dire, in secondo piano, ma magari la riserviamo nei ritagli di tempo. Credo che anche questo, insomma, il cambio proprio di generazionale, quindi del modo proprio di vivere, di passare, di trascorrere le nostre giornate sempre più pieni di qualsivoglia impegno, abbia una sua rilevanza. Questo ovviamente è a mio modestissimo parere. Senta, Avvocato Gatti, cos'è che l'ha intrigata intraprendere questo percorso? Ecco, perché è un percorso un po' particolare. Sì. Ecco, cosa è successo?
Allora, innanzitutto una storia personale, perché comunque anch'io ho avuto un parente, insomma, che ha subito, è stato internato e quindi ha subito, quindi una storia che conoscevo molto bene da vicino e che mi ha sempre molto toccato. E poi perché appunto reputo assolutamente giusto onorare la memoria di queste persone che hanno vissuto veramente delle situazioni inimmaginabili e proprio appunto perché ho visto, insomma, con i miei occhi la passione, insomma, delle persone che sono venute in studio, insomma, da me, anche dalla collega Bruschi, alla ricerca, insomma, di un sostegno, dopo che si sono diffuse non in maniera proprio forte, perché non se ne è parlato tantissimo di questa possibilità. Infatti ancora oggi chiamano persone chiedendo se si può ancora fare questo tipo di cause. Purtroppo la risposta è negativa, perché c'era un termine molto stretto, poi prorogato, ma fino a tutto il 2023 per poter partire e fare queste cause. Quindi ho visto ad esempio un caso che ho portato, insomma, qui con me una sentenza. Che la leggiamo, vero avvocato, questa sentenza, sì, in parte? Magari sì, ecco, diciamo che in questo caso c'era questo signore che faceva parte dell'aeronautica, che poi è stato catturato dalle truppe tedesche e internato in vari campi, inizialmente tra la Germania e l'attuale Polonia, insomma, e quindi è stato sottoposto ai lavori forzati nelle miniere di carbone, quindi in condizioni assolutamente terribili. E la cosa appunto che mi ha toccato di questa storia è il fatto che la causa l'ha fatta il figlio, quindi nei confronti del papà, ma c'era il nipote, quindi giovane, a proposito di giovani, che è lui che aveva con sé tutti i ricordi del nonno, quindi che ci teneva particolarmente a fare questa causa e che sapeva in maniera proprio minuziosa tutti i dettagli della storia, quindi è riuscito a ricostruire tutto, aveva tenuto qualsiasi anche parentesi, avvocato, senti Maurizio che non sono tutti i giovani che girano esatto, col coltello, no, lui veramente ci teneva tantissimo e appunto aveva creato una sorta, aveva tenuto con sé una scatola dei ricordi con tutti i documenti che poi si sono rivelati assolutamente utili, perché anche reperire documenti di allora, il foglio matricolare, tutta la documentazione che attestava l'internamento e la liberazione, quindi sì, non è così scontato, invece lui aveva tutto. E quindi appunto questa sentenza è importante, ce ne sono tante del Tribunale di Roma fortunatamente che hanno riconosciuto anche per questi militari, che IMI significa, a proposito della domanda, internati militari italiani, che è il nome che i nazisti, insomma il governo Hitler ha ritenuto di affidare a questi italiani catturati per evitare di applicare quelle poche garanzie che venivano concesse ai prigionieri di guerra da una convenzione internazionale di Ginevra del 1929 ancora, e quindi diciamo per evitare l'escamotage, per evitare di dare tutte queste piccole garanzie da appunto il cibo, l'acqua, il riposo, il tabacco, cioè tutti piccoli piccoli accorgimenti, per evitare di concederli gli hanno attribuito questo nome, IMI. Vediamo anche la foto che ha portato l'avvocato Gatti di questo articolo di risarcimento internato lager, perché è importante capire che c'è sempre un'attenzione, però bisogna avere la passione, avvocato, e anche una certa passione per cercare la verità, mica cosa facile qua in Italia, anche qua in Italia cercare la verità. Eccolo qua l'articolo, prego avvocato. Sì, appunto si tratta proprio del caso di cui stavo parlando, di questo signore che era arruolato nella regia aeronautica e che mentre era in servizio in Albania nel porto di Tirana è stato catturato da una squadra di tedeschi delle SS e portato in questo campo in Germania, che attualmente corrisponde a un paese della Polonia, quindi siamo nel 1943 ed è rimasto lì per quasi 2 anni, fino alla liberazione. Lì appunto raccontava che le condizioni
condizioni in miniera erano assolutamente drammatiche, quindi aveva delle ferite proprio da carbone lancinanti, aveva perso tantissimo peso, tantissimi chili, quindi era arrivato a pesare sui 40 kg e al momento della liberazione poi venivano pesati appunto e visitati, dormivano in baracche tutti insieme senza le finestre, con temperature che in inverno andavano veramente anche sotto zero, e ovviamente assistevano anche alle più feroci anche torture nei confronti anche degli altri internati, quindi veramente un pregiudizio di natura psicologica e morale che non può che qualificarsi come un crimine contro l'umanità, e come dicevo prima non avevano nemmeno le garanzie dei privilegi dei prigionieri di guerra, come ad esempio l'assistenza della Croce Rossa, un esempio a caso, non avevano proprio niente, e proprio per questo il Tribunale ha ritenuto che intanto siamo davanti a un fatto notorio, quindi non è che io devo dimostrare che effettivamente questa persona... Sì, questo giudice ha ritenuto così perché altri giudici purtroppo hanno ritenuto diversamente. Come bisogna purtroppo vedere a quale angolazione si vede il problema. E quindi in questo caso hanno ritenuto che siamo davanti a un crimine contro l'umanità anche nel caso di militari internati, e che in quanto tale questo risarcimento che spetta è imprescrittibile, quindi lo posso chiedere in qualsiasi momento e non sono neanche tenuta, cioè nel momento in cui io ho dimostrato che la persona è stata deportata, internata, liberata, quindi che dai documenti insomma emerga che c'è stato effettivamente, c'è stata la cattura e l'internamento, le efferatezze particolari che ci sono state costituiscono un fatto notorio. Se posso, che è una prova indelebile. È una prova perché... da codice di procedura civile. Sentiamo l'avvocato Guzzi invece cosa l'ha intrigata a prendere questo percorso. Abbiamo sentito un po' anche lei la sua storia familiare, ecco qua la famiglia, ecco l'importanza del valore della famiglia, i valori di una volta delle famiglie. Prego avvocato Guzzi. Microfono, avvocato. Ecco, sì, scusatemi, no, perché era caduto il collegamento. Prego, prima. prego, allora, avvocato. stavo dicendo, sostanzialmente diciamo che io ho conosciuto l'internato, ho conosciuto la persona che era stata internata a Dachau, nello studio di un collega che mi aveva preventivamente sottoposto sapendo che all'epoca io avevo da poco sostenuto il dottorato, discusso il dottorato di diritto dell'Unione Europea, mi aveva chiesto se si potesse in qualche modo tentare una sorta di causa pilota di risarcimento, e quindi la cosa mi intrigava molto anche dal punto di vista scientifico. Dopodiché ho conosciuto questo internato che mi ha raccontato tutta la sua storia, quindi come è avvenuta la cattura, come è avvenuto l'internamento, il processo politico che gli fecero l'SS perché aveva rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, aveva rifiutato l'arruolamento, e quindi poi l'invio a Dachau. L'invio a Dachau, che come sappiamo era un campo non di detenzione ma di sterminio, ritornò fortemente provato. Quando io l'ho conosciuto era praticamente non vedente, quindi i figli per fortuna erano stati molto bravi quando non si parlava ancora di risarcimento, era ancora remota questa possibilità, non si parlava neppure in Italia di schiavi di Hitler, perché per noi il tema schiavi di Hitler è venuto alla ribalta nel 97-98, ma prima non se ne parlava. Avvocato, la fermo un secondo solo, avvocato Guzzi, perché c'è una telefonata, se no mi cade la linea anche dall'altra parte. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono rimasto particolarmente impressionato quando successe l'eccidio di Vinca, perché c'era una testimonianza di un uomo che allora era ragazzo, che vide un gruppo di donne che fu uccisa con il mitragliatore sempre lì a Vinca. Però c'era anche, oltre che la Panzergrenadier Division, la Luftwaffe Field Division, c'era anche la Brigata Aerea Vittorio Ricciarelli di Livorno. Su questa linea, che era
c'era il comune di Equiterme, Monzone, Frizzano, Grognola, praticamente siamo in provincia di Massa Carrara. Su questa linea qua, su questi comuni qua, sono stati fatti anche qui, per esempio a Vinca si parla di 173 morti. E particolarmente sono rimasto impressionato perché erano soprattutto donne, e la testimonianza di quelli che c'erano, meglio che non la dica perché guarda, è troppo pesante. Terribile. Comunque no, perché c'era una discesa e c'era il sangue che coava giù per la strada, e c'erano i bambini che vedevano il sangue di giorno che partiva e di notte dal freddo si fermava. Una cosa, vabbè. Comunque non c'è mica solo, cioè ci sono anche brigate, ci sono anche italiani dentro su queste stragi che sono stati fatti sulla linea gotica, dove i tedeschi volevano fermare praticamente gli alleati. E lì c'è anche, poi c'è Stazema, c'è Sant'Anna di Stazema, c'è praticamente quelli che sono stati Sant'Erenzio, c'è Marzabotto, Brignola, Foscalina. C'è una cosa, lì bisogna mettere dentro anche gli italiani, dove vanno messi le loro responsabilità, vanno tirate fuori se volete aprire l'armadio della vergogna, quello che è stato chiuso perché bisognava tenere tutti buoni, e che su una procura a Roma è rimasto con le porte riverse verso il muro. Buona giornata signori. Grazie Claudio, grazie anche della telefonata. Invece questa porta fortunatamente è stata aperta grazie anche a questi familiari. Non è stato semplice, non è stato facile, però ce l'hanno fatta. Prego avvocato Guzzi, che l'avevamo interrotta, se vuole aggiungere qualcosa alla telefonata, prego. Allora le stavo dicendo, conosco questo signore, mi racconta tutta la sua storia. Guardi, vedere film come Schindler List, vedere film storici sui lager di internamento, che ne ho visti tanti, la mia generazione ne ha visti tanti, ma sentire, guardi, il testimone diretto di quegli eventi che ti racconta il suo vissuto, mi fece un certo effetto. Accompagnato sempre dalle figlie, perché era ipovedente, le figlie lo accompagnavano ad ogni udienza sotto il braccio, ed erano state, quando, ripeto quello che ho detto prima, non si parlava assolutamente di internati militari, era un tema tabù in Italia insieme ad altri temi. Praticamente queste figlie erano riuscite a ricostruire meticolosamente attraverso perizie mediche l'eziologia fra l'infermità del papà e l'internamento dei lager, per cui anche a livello psichiatrico, per cui alla luce di tutto questo materiale, nonostante nelle more del giudizio l'internato sia deceduto, è stato possibile redigere delle consulenze mediche di ufficio, per cui praticamente è stato possibile ricostruire attraverso le consulenze mediche di ufficio l'eziologia e quindi poi avere un risarcimento. Voglio dire, la causa del mio assistito è stata un po' quella che poi ha portato al fondo ristori, all'istituzione del fondo ristori, perché noi pignorammo i beni immobili della Repubblica Federale di Germania a Roma e sarebbero andati in vendita il 4 maggio, il 30 aprile esce il decreto ristori per bloccare evidentemente una procedura esecutiva che avrebbe creato contenziosi diplomatici, anzi già li aveva creati, perché si era al secondo procedimento dinanzi alla Corte internazionale di giustizia promosso dalla Repubblica Federale Tedesca contro la Repubblica Italiana. Quindi diciamo che la storia ha avuto certo, io faccio sempre una riflessione: il denaro non compra la dignità persa, il denaro non compra la salute persa in queste circostanze e in questi eventi, però rappresenta una pecunia doloris, non Schmerzengeld, come dice la dottrina tedesca, la dottrina civilistica tedesca, una pecunia doloris che comunque
quantomeno ecco, appunto, costituisce un ristoro, perché a noi sfugge un particolare. Non erano solo questi signori le vittime di questi trattamenti, nel caso del mio assistito sono stati anche i figli, perché immaginatevi avere un genitore che si sveglia la notte e comincia a urlare perché teme che entri il capo per bastonarlo, perché il mio assistito ha vissuto, e la famiglia del mio assistito ha vissuto questa esperienza, che non mi è stata raccontata ovviamente dal diretto interessato, ma mi è stata raccontata dai figli. Avvocato Gatti, ma io devo essere fortunato allora, io non ci sono più, ho patito le pene dell'inferno, però magari nessuno si ricorderà più di me se io non ho una famiglia che cerca la verità. Invece dovrebbe essere in automatico, io penso, abbiamo i nomi e i cognomi, però bisogna sempre appoggiarsi a qualcuno, perciò anche i costi, perché certo. bisogna avere anche la possibilità avere di la pagare, capacità. e quelli che non hanno la possibilità di pagare, allora sono morti così, non ci ricordiamo più di loro, oppure grazie proprio a questi vostri interventi diamo dignità anche a quelle persone che non ci sono più? Io la vedo proprio così, io penso che il riconoscimento, anche appunto che non sia il singolo nome, cognome, Tizio, Caio, l'importante è che ci siano sempre più pronunce che riconoscano in linea generale quello che è stato, quello che è capitato, quello che è successo, la natura di crimine di guerra contro l'umanità risarcibile. Quindi anche se appunto non tutti purtroppo, ma anche per una questione non solo di soldi, quindi una questione economica, ma anche perché non era conoscenza, perché come ho detto prima non è che è stata diffusa in maniera capillare la notizia, proprio ne sono venuti meglio a sapere che si sappia il meno possibile. Probabilmente sì, anche perché il fondo sicuramente non è in grado, allora è stato rifinanziato di anno in anno e fino al 2026 dovrebbe esserci una copertura, l'ultima richiesta di rifinanziamento non è stata approvata dal governo, quindi vedremo insomma, però appunto non tutti hanno potuto intervenire e vorrebbero farlo se potessero anche adesso, ma purtroppo non si può fare, e quindi c'è anche una questione proprio di conoscenza della possibilità di agire, ma ritengo che comunque le sentenze ottenute positive, quindi che danno un riconoscimento a un singolo, possano anche riverberarsi anche su tanti altri singoli che non hanno potuto, non hanno avuto la possibilità purtroppo di far valere la loro storia, ma che è una storia comune purtroppo a tante persone, quindi diciamo l'importanza secondo me, il risultato c'è lo stesso anche a livello un po' più globale. Avvocato Guzzi, però è anche da dire grazie a queste persone, perché si è arrivata alla democrazia e siamo stati, come lei ha ricordato bene, per tanti anni senza guerre, ecco, con un'Europa ci rappresenta, non ci rappresenta, allora quando abbiamo bisogno di soldi andiamo in Europa perché ci sentiamo rappresentanti, quando non riceviamo soldi invece l'Europa veramente è meglio eliminarla. Non le sembra che invece la storia insegni proprio questo, che dobbiamo ricordare grazie a voi, a queste cause, a queste famiglie, perché la storia deve uscire prima o poi, la verità deve essere conosciuta anche dai giovani, perché come ripeto prima, guardate che non è che siamo così tranquilli anche in questo momento, queste scie di sangue che raccontava prima il nostro Maurizio, veramente, il nostro Claudio da Marano Vicentino, cioè questi bambini le stanno vedendo, magari non qui in Italia ma non tanto lontano, pensiamo in Ucraina, pensiamo nei posti anche più vicini, eppure sembra che non ci appartengono, come se non volessimo capire o vedere, quasi quasi siamo anche un po' stizziti, ecco. Ho avuto dei ragazzi, sa avvocato Guzzi, una classe che ha detto, sa Mirella, quando ci sono delle immagini in televisione della guerra, i miei genitori cambiano canale, io invece magari avrei anche piacere di conoscere, ma non c'è niente da fare, non vogliono.
ma stiamo parlando di genitori giovani, di genitori invece che dovrebbero far capire l'importanza di quello che sentono anche tramite i telegiornali, i giornali, che i ragazzi non è vero che non leggono, leggono in maniera diversa, leggono quello che gli intriga, e guardate che la guerra gli intriga, sono loro che manifestano per la pace. Attenzione a dire che ai ragazzi non gliene frega niente. Prego, Avvocato Guzzi. Allora, io su questi temi penso, guardo sempre la mia generazione. La mia generazione è cresciuta con, se ci pensiamo, con immagini che erano quelli di film western, che certo non erano delle caramelle, non si accarezzavano con i fiori fra di loro. Sono cresciuto in una generazione in cui alle ore 17, prima della TV dei ragazzi, il telegiornale si chiamava Telegiornale 1, primo canale televisivo, c'erano solo 2 canali quando ero bambino. Mandava le immagini della guerra in Palestina, del conflitto del Vietnam, e noi vedevamo quelle immagini, non i nostri genitori, che era, attenzione, la generazione che aveva vissuto la seconda guerra mondiale, aveva vissuto i bombardamenti, quelle immagini ce le faceva vedere. Premetto anche che io sono cresciuto sui quartieri spagnoli a Napoli, in una scuola che era una scuola che raccoglieva i figli del popolo. Il 90% della mia classe faceva lavoro minorile pomeridiano e un 10% no. Erano prevalentemente femminucce e pochi maschietti, perché c'era una forte dispersione scolastica. Però voglio dire una cosa: a scuola mia, classe mia, non ho mai assistito né a zuffe né a coltellate. Allora forse il non far vedere certe immagini in nome di un pacifismo, che proprio perché ismo non è pacificità ma è pacifismo, quindi è qualcosa di non proprio positivo, significa forse mettere un po' la testa come lo struzzo sotto la sabbia, non far vedere i nostri figli. Io anche con mia moglie, quando vanno scene di violenza in TV, mia figlia a 12 anni, fino allo scorso anno mia moglie cambiava canale, io dico: scusami, ma perché vogliamo fare crescere questa ragazzina convinta che il mondo è la vita di Barbie? Guarda che non è la vita di Barbie e di Ken, ma forse, o di Big Jim, ma forse è un mondo un po' diverso quello in cui viviamo. E lei mi sta involontariamente, con la sua domanda, sta mettendo il dito nella piaga. Forse il problema è che noi ci riempiamo troppo la bocca di pace, di manifestazioni per la pace, di bandiere arcobaleno, ma non prendiamo conoscenza di quello che c'è invece dall'altro lato, di quello che è il conflitto, quello che è la conflittualità armata. Facciamola conoscere, ragazzi, nelle sue brutture, certo, nelle sue crudezze, ma chissà che non serva magari a prevenire, a prendere coscienza di che cosa è realmente un conflitto armato, benché non lontanissimo da noi, perché l'Ucraina è a 2 passi. Non dimentichiamo che fino a poco fa noi abbiamo avuto un conflitto, benché civile, tra virgolette, ma comunque armato, in Libia, e la Libia non è molto lontana. Senta, Avvocato Guzzi, ma non è che ci sia anche un conflitto generazionale? Quello che non c'era una volta, ecco, era una cosa diversa, come spiegava lei, però c'erano i valori, c'era il rispetto. Ed è questo che a mio avviso manca, ma non a tutti i giovani. Io sarei stanca di vedere sempre gli esempi negativi, guardiamo anche gli esempi positivi che io porto anche in questa trasmissione. Sono giovani preparati, bravi, che hanno degli interessi, però il conflitto generazionale, questo genitore che non ascolta, queste case vuote, il poco tempo, ma anche una volta non avevano tempo, avevano 10-12 figli, non avevano i mezzi che avevano adesso, però bastava un'occhiata, c'era un ascolto diverso, il ragazzo non era solo, c'era una famiglia
unita. Allora, avvocato Gatti, questi giovani poveretti come faranno a cavare il genitore che spegne la televisione perché non deve vedere il nemico dietro l'angolo se non stai attento? Allora, mentre la storia è storia, prego. Sì, sicuramente c'è un'iperprotezione che magari una volta c'era ma era diversa. Anche tutte le storie che si sentono ultimamente di ragazzi, ma soprattutto i genitori dei ragazzi che vanno contro gli insegnanti perché non è mai, cioè non si mettono mai in discussione o non mettono mai in discussione meglio il loro figlio. Esatto, mia madre ha fatto l'insegnante per tanti anni, quindi ho i suoi racconti. Insomma, c'era un clima assolutamente diverso alle medie, poi che quindi è un'età abbastanza difficile. Sì, anche in un quartiere a Treviso che sì, magari c'erano anche persone un po', sì, soggetti un po' più difficili, chiamiamoli così, ma mai mi ha raccontato delle situazioni, insomma, di mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti. Ecco, questo magari il rispetto è qualcosa, un valore che è venuto via via scemando purtroppo, e probabilmente bisogna mettere più in discussione anche questi giovani, piccoli ragazzi, essere un po' meno, non dico non essere dalla loro parte, ma metterli in discussione, cioè dire ma forse qualcosa di come giusto dice l'avvocato Guzzi, la figlia non può crescere, ecco, sotto questa bolla che va tutto bene, a 12 anni deve imparare anche va bene a capire. Proteggerli, va bene selezionare gli argomenti, insomma, da trattare hanno comunque l'età giusta, il momento giusto, e quindi tutto deve essere graduale e adattato al caso di specie, però non bisogna nascondere la realtà e tenerli in una bolla che prima o poi esplode e le conseguenze, i danni purtroppo. Senta, avvocato Gatti, visto che ho parlato di storia ma abbiamo parlato anche di giustizia, cos'è la giustizia per lei nel 2026? Perché qualcuno si pone questa domanda, ma c'è giustizia? C'è giustizia per il diverso? C'è giustizia per il diversamente giovane? C'è giustizia per il giovane? Come vede lei la giustizia nel ruolo che ricopre? Bella domanda. Allora, la giustizia è sicuramente qualcosa a cui credo, altrimenti non farei questo lavoro comunque con passione, perché sicuramente io ce la metto tutta e ci credo, insomma, che ci sia una giustizia. Ovvio che non è così facile arrivare al dunque a un esito positivo, anche quando magari le tue carte, i tuoi elementi depongono, insomma, favorevolmente, perché purtroppo il diritto è interpretabile. Questo è anche quello che consente a noi avvocati di lavorare, non c'è un bianco e nero, ma ci sono tutte sfumature che vanno interpretate, adattate al caso di specie. Certo è che ritengo, come nel casi che appunto stiamo trattando, io, l'avvocato Guzzi e tanti altri colleghi, ci debba essere comunque una linea omogenea, perché come le accennavo prima fuori intervista, ci sono nell'ambito dello stesso tribunale magari un giudice che dice una cosa e un giudice che purtroppo la pensa diversamente, poi c'è comunque un secondo grado di giudizio che ti consente di rimettere tutto in discussione, però anche spiegare al cliente magari perché gli è stato negato un risarcimento quando magari casi simili o, per non dire quasi pressoché identici, hanno ricevuto tutela, è anche difficile. Però appunto non sono sentenze sbagliate, non voglio dire questo, però c'è un'interpretazione individuale, l'apprezzamento del singolo giudice che può fare la differenza. Perché le leggi possono essere interpretate. Perché le leggi, la giurisprudenza, i precedenti, è tutto interpretabile in maniera anche difforme, in maniera diametralmente difforme. Allora, noi ringraziamo l'avvocato Valentina Gatti di essere stata con noi, vediamo se c'è anche l'avvocato Guzzi perché era caduto, eccolo qua. Avvocato, come ci saluta? Con quale messaggio? Ringrazio per l'invito in trasmissione e saluto anch'io sia lei, dottoressa, che la collega Gatti.
Grazie veramente, grazie anche all'avvocato Salvatore Guzzi, collegato con noi da Napoli. Poi abbiamo parlato anche di questi internati militari italiani, perché è giusto ricordare, perché guardate che la guerra ce l'abbiamo qua a due passi, e se qualcuno va fuori di testa, che già ne abbiamo 2 o 3, non sappiamo mai se saremo sicuri. E grazie ancora all'avvocato Valentina Gatti. Grazie, grazie, pubblicità. L'emozione che ho provato è stato un grande impatto, non riuscivo nemmeno a crederci, non capivo se stavo sognando o se era vero. E invece era ed è tutto vero. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Marco Mazzariol, quindicenne di Carbonera, studente al Max Planck, alfiere della Repubblica, e questo per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la distrofia muscolare di Duchenne, malattia che però non lo definisce né lo limita. Marco è energia allo stato puro, come dimostrano le sue passioni per i motori e la musica rock, e CDC e Toto in testa. Diciamo che la mia patologia non mi ha mai impedito di fare quello che mi piace, non mi ha mai impedito di realizzare i miei sogni, dato che con questa carrozzina posso andare dappertutto, anche in montagna, non mi ferma niente, ecco, se non gli scalini. E su questo Marco non molla, la sua è una vera e propria battaglia. Ho fatto un giro della mia scuola assieme a 2 architetti nella mia scuola per segnalare tutte le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, molte volte non si vedono, sono cose piccole che basta poco per risolverle. Esempio di resilienza e inclusione Marco, con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità, si legge nella nota del Quirinale, ma per mamma e papà e per il fratellino Matteo è ovviamente molto di più, è vita vera, è famiglia. La cosa che ci insegna sempre Marco è proprio quello che dice sempre anche lui, di non arrendersi mai, di essere sempre, andare sempre, come dire, essere sempre alla grande. Infatti quando qualcuno chiede a Marco come stai, come va, lui dice sempre alla grande. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è prenderne atto e cercare di ricavare il meglio da quello che un po' il destino ci ha riservato. La patologia di Marco è una patologia impegnativa, però devo dire che grazie all'associazione Parent Project abbiamo avuto veramente chi ci ha dato una mano a riuscire dal buco in cui si cade al momento della diagnosi. Sto cercando di migliorare su me stesso, soprattutto per riuscire a dare più aiuto anche da grande, potrò dargli una mano e riuscire a realizzare insieme a lui tutto ciò che ha voluto realizzare. Ora per tutta la famiglia all'orizzonte l'incontro con Mattarella al Quirinale, un luogo che Marco non ha mai visto ma che ben conosce, visti i suoi propositi. Come futuro a me piacerebbe tanto diventare un politico. Le idee sono già chiare anche in materia di bullismo, disagio, violenza giovanile. Il suo è un appello accorato. Ragazzi, studiate, perché studiare è l'unico modo per avere un ottimo futuro e per avere una buona vita adulta. E guardate, questa mattina è qui con noi Marco Mazzariol, eccolo qua. Buongiorno. Il mio grande amico Marco, che ha detto a Mirella prima non potevo non venire da te. Assolutamente. Vero Marco? E ti ringrazio, assieme al suo papà Stefano Mazzariol. Allora Marco, abbiamo sentito di questo premio. Ecco, io ti raccontavo quella volta che sono stata eletta Cavaliere della Repubblica, che io difficilmente mi emoziono, faccio fatica, però mi sono emozionata, sono premi importanti. Ecco, quando hai sentito di questo premio, cosa hai pensato Marco? Finalmente che qualcosa arriva. Allora, inizialmente ho pensato che non fosse vero, perché è una roba importantissima, un riconoscimento molto alto che capita solo a persone che fanno grandi cose. E io all'inizio non ci credevo, ma poi ho visto che era vero, una grande emozione, anche perché queste cose non capitano a tutti, mica tutti i giorni, bisogna coglierle queste occasioni. Ma tu, secondo il mio punto di vista, Marco, sei un esempio. Ecco, forse hanno capito l'importanza del tuo esempio, di non mollare mai, di vivere la quotidianità, come hai detto tu. Per me è normale vivere la quotidianità, tanto è vero che Mirella vi chiama diversamente agile, perché per me vi muovete solo in maniera diversa
ma siete delle persone splendide. Perciò questo esempio, in questo momento anche un po' difficile, fa molto bene Sei Marco, te lo dice Mirella, prego. Beh, diciamo che il modo con cui affronto è anche grazie all'associazione della mia patologia, Parent Project, che mi ha dato una grande mano a credere in me stesso, ad essere più sicuro di me e andare avanti con forza. Cos'è la forza per te, Marco? La forza di credere in te stesso, la forza che ti dà la famiglia, abbiamo visto anche questo fratellino meraviglioso, questa mamma, questo papà che ti supportano in tutto e dappertutto e ti senti forse anche libero, ecco, libero di essere quello che sei. Esatto, sicuramente la mia famiglia, mio papà, mia mamma e anche mio fratello che salutiamo, dai. Esatto, Marco. che salutiamo. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Forza, diciamo, non arrendersi mai, andare avanti senza guardare indietro. Ascolta Marco, una cosa importante che tu hai detto, io faccio qualsiasi cosa, quello che mi viene in mente cerco di farlo, però ci sono queste barriere architettoniche che Mirella è da anni e anni che cerca anche lei di mettere questa goccia nell'oceano per far capire invece l'importanza di eliminare queste barriere architettoniche. Secondo te Marco si fa abbastanza? Secondo me bisognerebbe fare di più. Si sta già facendo qualcosa ed è buono questo, però bisognerebbe fare ancora di più secondo me. Cos'è la cosa che veramente ti dà più fastidio quando esci di casa, Marco? Vediamo, trovare magari uno scalino di fronte a un negozio, oppure quando trovo qualcuno che si parcheggia sul posto disabili senza tesserina, questa cosa mi dà molto fastidio, perché se puoi camminare fa 10 metri in più e va su un altro posto. Oppure le biciclette, i motorini, Sì. Ecco, questi nuovi strumenti da viaggio sopra i marciapiedi buttati là dappertutto. Vero, invece vero. dovrebbero capire che il rispetto è un'altra cosa. Senti Stefano Mazzarello, intanto ti ringrazio anche di essere qui con tuo figlio questa mattina. Ecco, anche per una famiglia l'importanza di questo premio. Quello che veramente mi colpisce sempre di Marco è che lui non si dimentica mai di nessuno, specialmente di questa associazione che vi ha aiutato, che l'ha aiutato anche in un percorso non sempre facile. Prego Stefano. Beh, allora diciamo, intanto grazie per l'invito, sono felicissimo di essere qua. Quello che noi viviamo come famiglia è sicuramente un grande orgoglio, più che altro per essere riusciti in qualche maniera anche noi nel nostro piccolo a dare a Marco gli strumenti per poter superare quelli che sono i limiti fisici della sua condizione, ma sfruttare tutte le sue potenzialità per riuscire a portare avanti i suoi progetti, le sue passioni, i suoi desideri, e sono tanti, credimi che ne fa di cose, perché ogni giorno è un vulcano che appena ha fatto qualcosa pensa già a cosa deve fare dopo. È già passato, quello che ho fatto è già passato. Facciamo fatica a stargli dietro effettivamente, però questo è anche un po' un esempio che è arrivato, per esempio, da aver conosciuto altri ragazzi fin da piccolo, perché noi fin da piccoli ovviamente ci siamo subito inseriti all'interno dell'associazione di riferimento per la sua patologia, che è Parent Project. Come hai conosciuto questa associazione di riferimento? Come è nato il tutto, Stefano? Beh, diciamo che appena abbiamo avuto la diagnosi, già i medici che ci hanno consegnato le diagnosi ci hanno dato i nominativi sia della WILDM, che è un'associazione appunto che si occupa da tanti anni di tutte le distrofie muscolari, che di Parent Project, e ci hanno detto: prendete contatto con queste associazioni perché possono darvi un grosso supporto. Io tra l'altro nel frattempo avevo preso informazioni su internet, avevo conosciuto Parent Project leggendo un po' tutto quello che faceva. Era un'associazione molto molto attiva soprattutto in ambito ricerca e in ambito di appoggio alle famiglie per tutte le altre cose che non sono strettamente mediche, ma tutto il contorno che gira attorno a un ragazzo con la Duchenne, e quindi ho deciso subito che ne sarei entrato e avrei fatto parte fin da subito dell'associazione. Cosa vuol dire per una famiglia, per dei genitori, nel momento che ti danno questa diagnosi che veramente ti fa tremare i polsi e non solo, sapere che non sei solo, che ci sono altre realtà, altri genitori, altri ragazzi, altri bambini, altre persone che invece possono aiutarti? Secondo me è fondamentale questo. Assolutamente, la diagnosi è una botta in faccia forte, perché passi da un giorno all'altro da avere un ragazzo che apparentemente
sano, nel senso che faceva un po' quello che faceva tutti, magari con un minimo di difficoltà in più, che è quello che poi ha fatto sorgere un po' i dubbi, ma di punto in bianco ti trovi ad avere una comunicazione di una patologia che era totalmente incurabile e progressiva, quindi non sai più se essere preoccupato per quello che ti stai sentendo dire in quel momento o per quello che arriverà più avanti. È una delle cose che veramente spaventa. Però aver conosciuto altre famiglie all'interno dell'associazione soprattutto, e anche fuori dall'associazione, perché bene o male ci siamo conosciuti anche qui sul territorio senza il tramite magari dell'associazione, poi tutto è venuto spontaneamente, ma ci aiuta perché viviamo dell'esperienza degli altri che hanno fatto esperienza di vita nel passato e ce la tramandano. Quindi noi viviamo già con un bagaglio che è meno pesante rispetto a quello che hanno vissuto i genitori 20 anni prima, 10 anni prima, con una situazione di trattamento, di conoscenza anche della patologia che era totalmente diversa. Senti Stefano, quando hai iniziato a parlare con Marco, questo ragazzo che più cresceva, questo bambino che stava diventando ragazzo di questa patologia, però secondo me partivi molto bene perché è un ragazzo solare, la gioia di vivere, io penso che l'abbia sempre avuta, basta guardarlo, basta sentirlo. Ecco, quanto è importante iniziare anche a dialogare, a far capire che tutti assieme si può andare avanti e ce la si può fare. Il tutto è nato quando Marco da piccolo cominciava a vedersi differente rispetto agli altri bambini su certe abilità che non riusciva a fare e ci siamo accorti anche con i suggerimenti che un po' ci sono arrivati sia dall'associazione sia dalle altre famiglie, ci siamo accorti che lui tendeva a colpevolizzarsi, a dirsi io non sono capace di fare questa cosa per colpa mia, nel senso che si riteneva incapace appunto di fare come gli altri. Sono io che non sono in grado di gestire. E questo ovviamente creava una forma di frustrazione e lì in quei segnali che abbiamo colto io e mia moglie Angela abbiamo colto il momento per cominciare a dirottare quello che era la motivazione di questi suoi limiti, non più su di lui come persona, ma sui suoi muscoletti, dando una forma di soggettività ai muscoletti, dicendo che i suoi muscoletti, essendo lui piccolo, bisognava usare un linguaggio da piccoli, fanno i capricci. Ai muscoletti che fanno i capricci, quindi non vogliono fare quello che fanno i muscoletti degli altri e quindi da lì bisogna cominciare ad educarli, quindi andiamo dai medici che aiuteranno ad educare i tuoi muscoletti, andiamo dai fisioterapisti che gli insegneranno a fare determinate cose. È iniziato tutto così, diciamo, la comunicazione della diagnosi. E un po' alla volta Marco si è abituato a questi muscoletti. Quanti anni hai adesso, Marco? 15. Cosa senti di dire a 15 anni, dopo aver sentito anche il tuo papà, la tua storia fin dagli inizi, ecco, questa preoccupazione che avevi di non riuscire a fare le cose normali, invece poi grazie anche a questo aiuto di più persone, ecco, perché da soli non si va da nessuna parte, con più persone invece hai capito che tu potevi farcela. Sì, certo, ho notato che potevo farcela grazie all'associazione che mi è sempre stata di supporto, grazie ai miei genitori. E la scuola? La scuola, a me sarebbe piaciuto andare a scuola. Cioè, magari non potevo saltare e correre come gli altri, però ero bravo nelle materie, poi, cioè, quello ti sei mai è sentito importante escluso a scuola con i tuoi compagni? Perché parlano sempre di cattivi ragazzi, di cattivi esempi, io invece vedo che ci sono dei bravissimi ragazzi a scuola che fanno squadra, che aiutano anche i più fragili. Tu come vedi questi ragazzi, questi giovani di oggi, Marco? Allora, la mia generazione io la vedo divisa in due metà, cioè la metà buona e la metà cattiva. Metà e metà. Esatto, sì, c'è sempre il rovescio della medaglia. Cioè la parte buona da una parte e la parte cattiva dall'altra. Ma nella tua scuola com'è questa parte? È 50 e 50 o più buoni o più cattivi? Secondo me ci sono più buoni a partire dai miei compagni che sono tutti splendidi ragazzi, mi aiutano, sono gentili. Se hai bisogno loro sono presenti? Esatto, sono sempre vicini in ogni caso. E cosa vuol dire per te sentire che quando vai a scuola hai dei compagni che ti aiutano, che ti capiscono? Quanto importante è per te? È importante che i miei compagni comprendano la mia situazione
però loro mi vedono comunque come una scarica di energia. Anzi, dai energia anche a loro, esatto, secondo me, è vero? Dicono che sono positivi. Pensate, avete capito dico che sono io positivo e dai positività anche a loro. Allora andiamo a vedere anche quello che veramente magari qualcuno non conosce, che è questo video sulla distrofia. Andiamo a vedere. Allora, Marco Mazzariol, spieghiamo questo bellissimo video che abbiamo visto, che fa capire l'importanza di conoscere, di stare assieme, di parlare di questa distrofia. Prego. Allora, quello che avete appena visto è il riassunto, diciamo, della conferenza internazionale di Parent Project a Roma del 2025, un riassunto con i cortometraggi migliori. E come avete visto ci sono i membri dello staff, poi i ricercatori, i vari medici e poi noi ragazzi ci siamo e le famiglie. Avete capito? Noi ci siamo, noi con le nostre famiglie. Ma oltre a tu, ai ragazzi, alle ragazze, alle famiglie, io ho visto anche gli animali, questi cani meravigliosi. Raccontaci un po', perché lui ha detto una cosa importante a Mirella prima. Esatto, nelle ultime conferenze abbiamo organizzato questa pet therapy, diciamo, perché i cani aiutano. I cani riescono a farti sentire meglio, quando sei triste, un po' depresso, loro ti tirano su l'umore, è molto importante. Come si chiama il tuo cane? Laika. È una femminuccia, Laika. Quanto bene vuoi a Laika? Secondo me è più lei che vuole bene a me.
Stefano, cosa dici? Ecco, questo animale che aiuta anche Marco a vivere la giornata in maniera diversa. Pensate, questa cagnolina che sa la diversità tra Marco e suo fratello e si muove in maniera diversa, mi raccontavi, come mai? Allora, cosa vedi tu che sei là, che dici, ma guarda, ma quanto amore, quanto bravi sono questi animali, quanto intelligenti sono? A volte resto stupito del fatto di quanto la nostra cagnolina interagisca diversamente tra Matteo e Marco. Matteo ovviamente, potendo giocare, correre, saltare, rotolarsi sul prato, gioca con lei e lei ha un atteggiamento molto più giocoso, proprio da gioco di movimento con lui. Con Marco invece è un atteggiamento sempre molto dolce, molto tranquillo. Se deve salire sulla carrozzina o salirgli sulle ginocchia lo fa con grande calma per non rischiare magari di graffiarlo. Veramente arriva magari a dargli un lecchino sulla guancia in maniera proprio delicata. Invece per esempio col fratello si rotola per terra, fa tanti altri giochi. Cosa ci stai raccontando? Ascolta, un'altra cosa che volevo capire, allora questa giornata che avverrà, come ripetiamo la data della giornata che diventerai ufficialmente il alfiere? 7 maggio incontrerò il presidente Sergio Mattarella. Oh là. Come ti preparerai a questa giornata? Ecco, ti stai preparando il discorso? Cosa stai facendo? Noi siamo curiosi, sai che Mirella è curiosa, vuole sapere sempre prima tutto. E allora ti dico tutte le curiosità che vuoi sapere. Beh, in istituto mi sono comprato abiti eleganti, camicia, gilet, pantaloni, pure la cravatta. Perché questa qui è un'occasione molto importante, quindi bisogna vestirsi bene, ovviamente. Poi dovrei anche allenare la stretta di mano con la mano destra. Fammi sentire che stretta hai. Con la mano destra bisogna stringere la mano. Ecco, e il discorso? Lo farai nel momento o ti preparerai qualcosa? Ma a me piace improvvisare. Bravissimo, come fa Mirella. A me piace improvvisare perché il discorso preparato prima non è il mio genere, perché poi se mi dimentico una cosa del discorso rischi anche di bloccarti, mentre se improvvisi ti viene facile. Vai liscio come l'olio. E tu papà come sarai quel giorno? Anche tu elegantissimo con tua moglie, tu verrà anche l'altro figlio, tutti quanti assieme. Ecco, chi andrà a questa cerimonia importante? Ogni alfiere può portare 2 persone, 2 ospiti, quindi saremo sicuramente io e la mamma. Ci stiamo preparando, ovviamente dal punto di vista logistico. Viaggiare per noi è sempre un po' più complicato, perché dobbiamo verificare tutta l'accessibilità, i trasporti, andremo giù col treno, quindi dobbiamo organizzare le salite, le discese, quindi è tutto Noi per viaggiare, diciamo, a livello di barriere architettoniche, bene o male, negli ambienti che abbiamo frequentato, ce la siamo sempre cavata abbastanza bene. L'unica difficoltà che vai ad incontrare è che non puoi improvvisare, non puoi decidere mentre sei in giro in una città, andiamo a mangiarci una pizza. Non puoi partire senza avere già i punti di riferimento. Esatto, perché devi sapere esattamente com'è l'accessibilità del locale, gli spazi che ci sono, il bagno, che è una delle cose fondamentali che non sembrano, ma poi ci sono tantissime altre barriere architettoniche, Marco lo sa bene, che non sono visibili da chi non la pratica, la necessità di doverle attraversare, anche semplicemente una strettoia su un marciapiede per esempio, o un piccolo scalino che... Come mai hai deciso il treno, Stefano? Perché avete deciso di andare in treno? Perché abbiamo fatto già delle esperienze, per esempio con la conferenza di Parent Project, con il viaggiare, col viaggio in treno, ed è stato particolarmente comodo, piuttosto che mettersi in macchina per tante ore, traffico, autostrada e arrivare comunque stanchi. Col treno in qualche modo ci si rilassa. Ci siamo resi conto che effettivamente programmandosi per tempo è tutto ben comodo e ben fattibile. Anch'io infatti io dico sempre che dovremmo puntare di più anche su questi mezzi di trasporto, sia coi porti ad esempio che con le ferrovie, perché veramente più mezzi accessibili ci vorrebbero. Accessibili, vero? Sì, cosa vuoi dire? Ritornando al discorso delle barriere architettoniche, ad esempio il bagno che magari è piccolo, mi incastro con la carrozzina,
perché questa qui è comoda però ingombra, quindi mi serve un coso grande. Perciò diglielo, guardate Esatto. che le carrozzine hanno dei volumi diversi. Esatto, dobbiamo tener conto non solo delle carrozzine manuali, anche delle elettriche, perché le elettriche sono più grandi delle manuali, oppure un marciapiede che magari io sono costretto a scendere in strada dove passano motorini, macchine, dove ci sono magari quelli che guidano come pazzi e distratti dal cellulare, non guardano la strada. Tu ti accorgi di tutte queste cose, vero Esatto, Marco? devi stare attento, devi avere 1000 occhi dietro, di lato e davanti, ma queste cose delle barriere architettoniche cioè non vale solo per una persona con disabilità, anche uno che ha una disabilità temporanea, magari uno che si è infortunato a una gamba o a un piede, o una mamma con il passeggino. Anche la Mirella con gli occhiali che i gradini non li vede mai, va lunga distesa. Esatto, anche... è così. Esatto, anche persone con una certa età che magari fanno fatica a camminare, che se mettono male il piede rischiano di farsi molto male. Quindi se eliminiamo le barriere architettoniche ci guadagniamo tutti alla fine. È vero, tutti, perché tutti siamo in qualche modo diversamente agili, è vero Marco? Esatto. Allora andiamo a vedere Marco a questa conferenza di chiusura 2026. Allora, Parent Project è una delle cose più importanti della mia vita, perché in questa società ci sono un sacco di persone che mi apprezzano e mi stimano per come sono. Mi hanno fatto capire che la mia patologia non è più forte di me, che io la posso battere. Mi ha fatto capire quante cose belle avrei potuto fare anche con la Duchenne, che i limiti fisici non mi avrebbero impedito di realizzare i miei sogni. Mi ha aiutato a credere in me stesso e a superare la timidezza. Quando nella conferenza del 2017, all'età di soli 6 anni, ho parlato davanti a un sacco di persone, ho imparato a non avere più paura e ad essere più sicuro. Nel 2019, quando ho partecipato alla campagna del 5 per 1000 di Parent Project, ho capito che anch'io potevo essere utile all'associazione nel mio piccolo, e ho capito che se ci mettiamo in gioco personalmente si possono raggiungere grandi risultati. Se dovessi descrivere la mia vita da quando conosco Parent Project come una traiettoria, la definirei una linea retta, lunga e infinita, ma non dritta, rigida in colore, ma curva, variopinta e ondulata, perché la mia storia è piena di esperienze che caratterizzano la mia vita in modo positivo. Quindi vorrei dire un grande grazie a Parent Project. Sai che, sapete, mi raccontava che stava sudando intanto che faceva questo discorso importante, l'aveva imparato a memoria, ma ti sei spiegato molto bene, ti sei espresso molto bene. Dimmi, so che io sembro un ottimo comunicatore, però quando hai il pubblico davanti ammetto che è più difficile, però io ce la faccio lo stesso. Mi impegno Cerco a di fare del magari mio che di meglio. fronte c'è solo Mirella che mi guarda e allora vado via più sciolto. Oppure anche solo la mia famiglia. Oppure la sua famiglia, avete capito? E lui va sciolto. Senti Marco, cosa ti piacerebbe che anche in questo periodo 2026, fatto anche di tanti cattivi esempi, invece di vedere tanti buoni esempi, ecco gli esempi di una scuola inclusiva, di una società inclusiva, cosa vuoi dire Marco? Vedi una società inclusiva, tu hai paura del diverso, del ragazzo di colore, come vedi queste situazioni? Ma io vedo che in molti casi c'è inclusione, però ho sentito in base alla mia esperienza anche da altri ragazzi che l'inclusione non è dappertutto. Sì. A scuola ne parlate con i vostri amici di questi cattivi esempi che vediamo tutti i giorni, oppure è un argomento che tenete un po' in disparte? Beh, ne parliamo sì, però una cosa che un pochino detesto è che si tende sempre a sottolineare il lato negativo della nostra generazione. Cioè, so che quello che fanno questi teppisti è imperdonabile, però c'è anche la parte buona della nostra generazione, non c'è solo la parte guasta. Esatto, forse la parte buona è molto più grande di quella guasta. Il problema è che ci propinano sempre quella guasta invece che quella buona. Un atteggiamento che si tende sempre a sottolineare il lato negativo, purtroppo. Io vorrei che questa cosa cambiasse, perché
so che non sembra, ma della nostra generazione il lato buono è più grande di quanto si pensi. È vero, sono d'accordo con te, sai Marco, lo dico sempre, mi fa piacere che tu mi supporti in questo. Ma di cosa parlate quando vi trovate che avete finito le lezioni? Ecco, i ragazzi hanno poca voglia di fare sport, i ragazzi non si muovono dal divano, hanno sempre questi nuovi strumenti. Tu come ti diverti con i tuoi amici quando vi trovate? Ma ci divertiamo raccontandoci come va, dicendo barzellette. Cioè, diciamo Chi è che le racconta le barzellette? A me piace tantissimo raccontare. No, adesso me ne racconti una, allora. No, adesso me ne racconti una. Vai Marco con la barzelletta. Va bene. Grazie. Ok, devo... che cosa fanno 8 cani in mare? Il canotto. Dai, un'altra Marco, dai, veloce, dai che sei bravo. Va bene. Perché la tartaruga... allora, come si chiama la tartaruga? Valentina, so che non è veloce, ma come si chiama? No, è troppo forte. A volte pensare è difficile, però quando ti viene l'illuminazione vado dritto come un treno e la racconto subito. All'inizio devo pensare perché è giusto, è difficile inventare, però quando la racconti... Però ne sai anche tante. Però poi quando ti viene l'idea la racconti subito, la azzecchi subito. E vai. Quando hai l'illuminazione devi cogliere l'attimo e la dici subito. Beh, tra lui e il fratello è una bella gara chi se ne inventa di più. Ma comunque. dai, sì. Beh, bello questo. Adoperi molto questi strumenti, cellulare, computer, oppure ti piace di più giocare, parlare, curiosare, inventare? A dir la verità, cioè ci sono certi giorni in cui il cellulare lo lascio proprio spento io, non lo guardo nemmeno. Cioè ogni tanto mi scrivo con i miei compagni, però io non ho Facebook e Instagram, magari tra un anno o due potrò anche averli, però i social hanno i pro e i loro contro, perché io vedo bambini piccolissimi col telefono in mano e non mi piace molto, abituarli fin da piccoli ad avere il cellulare anche da 3 anni. E cosa ne pensi del nuovo presidente della regione Alberto Stefani che vuole vietare ai minori di 14 anni i cellulari, i social? Beh, forse vietare non è la soluzione, ci vorrebbe un'educazione all'uso dei social a tutti i ragazzi, secondo me. E chi dovrebbe farla questa educazione, Marco? Ma io non lo so, però qualcuno ci vuole, secondo me. Famiglia, scuola, tutti assieme? Sia da parte della famiglia che dalla parte della scuola. E tu Stefano cosa ne pensi di quello che propone il presidente Alberto Stefani? Questi social che stanno distruggendo una parte di ragazzi. Allora, i social sono uno strumento, è come avere un'automobile, no? L'automobile è uno strumento che ti porta dove hai bisogno di andare, ma può anche essere uno strumento cattivo se tu la usi fuori dalle regole e passi col rosso, puoi investire qualcuno e fare del male. I social sono uno strumento e cerchiamo più che altro di capire quanto questo strumento vada magari limitato in determinate funzioni. Io non vedo personalmente come una buona idea quella di divieto totale, perché comunque ci sono dei casi in cui delle persone hanno, secondo me, una maturità tale da poterlo utilizzare nella maniera utile e quindi potrebbe non essere semplicemente un motivo per limitare una potenzialità che c'è. Qua andrebbe un pochettino fatta un'educazione prima di tutto sugli adulti, prima che sui ragazzi, perché molti adulti già lo utilizzano in maniera estremamente sbagliata, il social in generale, e quindi già per questo io per esempio ho notato un commento, non mi ricordo adesso dove fosse, su quale, però l'avevo letto, che alla notizia per esempio dei 28 alfieri che erano stati appunto nominati dal presidente, uno dei commenti sotto indicava: ecco altri 28 da mantenere per tutta la vita. I commenti non mancano mai. Ma io dico, la persona che scrive una cosa del genere, che conoscenza può avere di quello che è l'essenza che sta commentando? Nulla. Esatto. E questo è un po' una cosa che va, secondo me, instradata meglio. Però un'altra cosa importante che tu hai detto
bisogna capire anche a che età e seguirli quando dai in mano questo strumento, perché può essere un'arma micidiale, come dice lui, se da piccolo vedi che hanno in mano questi strumenti senza nessun accompagnamento, il discorso diventa pesante. Ecco, tu con i tuoi figli come ti sei comportato e come ti comporti con questi strumenti? Beh, a Marco abbiamo dato il cellulare soltanto quando ci siamo resi conto che aveva la maturità adatta per poterlo utilizzare. Era un accordo. E soprattutto abbiamo l'accordo sempre valido che noi possiamo accedere e tenere il suo cellulare in ogni momento. Quindi noi abbiamo la possibilità di guardare tutto quello che succede con il suo cellulare. Non lo facciamo in generale perché abbiamo una grande fiducia di lui, perché lo conosciamo, sappiamo quanto è serio, però l'accordo esiste, in qualsiasi momento noi potremo prendere e dire: Marco, dammi il telefono che guardo cosa c'è dentro. Ma io penso che sia anche una cosa normale, perché i pericoli giustamente sono tanti. Truffe. Ecco, le truffe, tutto quello che ci sta dietro, perché i nemici sono anche dentro i cellulari. Basta poco, ecco, questa cosa mi intriga, voglio vedere di più, navigo di più e poi ti arriva la botta finale. Cosa ne pensi tu del cyberbullismo? Il cyberbullismo è una vera e propria piaga, una piaga secondo me, perché quando c'è il bullo che picchia il ragazzino, quello debole, lo sfortunato di turno, e gli stupidi lì col cellulare che riprendono e che ridono come... A scuola tua ce ne sono di bulletti? Ma io però non li ho visti, però quando riprendono, scusa la parola, come dei tonti senza intervenire, invece di riprendere dovrebbero intervenire e fermare, o la rissa, o il ragazzo che vuole fare la rissa. Sì, in generale questo, non nella sua scuola per fortuna. Sì, ma dico, nella sua scuola è tutto normale? Non abbiamo avuto segnalazioni di nessun tipo, francamente. Vabbè, è una buona cosa questa. Anche perché fa molta attività, tra l'altro la scuola è proprio dedicata a fare formazione su questo ambito. Esatto. Per voi è importante perché appunto una scuola che insegna una famiglia attenta è importante per un percorso anche più semplice per voi, o sbaglio? Certo, oppure al posto di intervenire rischiando di essere menato pure tu, andarlo a dire a un insegnante o a un adulto in generale, c'è qualcosa che non va, e così si stronca sul nascere questa cosa. Come vedi gli insegnanti, Marco? Che insegnanti hai tu? Come li vedi queste figure che delle volte sono con le spalle al muro, poveretti, invece cercano anche loro di fare il massimo? Ma io mi sono sempre trovato bene con gli insegnanti, in particolare alle medie, anche qui alle superiori. Grazie a... Ce n'è uno in particolare di insegnanti che sei un po' più legato? Il mio prof di italiano delle medie. Avete capito? Francesco Netto, che... Salutiamo allora. Che salutiamo, salve prof. Salve prof, che è rimasto nel cuore di Marco, vero? Esatto. Cosa aveva questo insegnante che ti prendeva così tanto? Cioè l'ascolto, le buone maniere, i buoni esempi? Beh, diciamo che è sempre stato molto gentile nei miei confronti, mi ha sempre aiutato, mi ha fatto apprezzare la lettura, perché prima non l'apprezzavo tantissimo, leggere me l'ha fatto apprezzare. Esatto. Che lettura ti piace? Cosa ti piace leggere di più? Racconti di narrativa, anche racconti gialli magari. E un altro prof, in particolare tutti i miei prof, li devo ringraziare, anche i prof di sostegno, la mia assistente che mi aiuta sempre. Poi tutti gli insegnanti. Che poi ricordiamo che il professore di sostegno non è solo per Marco, ma per tutta la scuola, esatto, tutta la classe. Ecco, perciò sono tutti cosa... che hanno bisogno degli insegnanti di sostegno, è sì, vero? Questa cosa alle medie era un po' stata messa in dubbio che fosse solo per me, ma invece è per tutta la classe, insegnante di sostegno.
Che poi io più di tanto non ho bisogno di aiuto, basta che ci sia qualcuno che mi aiuti a tirare fuori i libri, sì, così. Cose che ti rendono la vita un po' per più andare facile. in bagno, perché io sono i miei unici bisogni quelli. Il resto mi arrangio benissimo, senza problemi. Ecco, come ho detto, l'unica cosa che mi ferma sono gli scalini. Maledetti scalini, lo dice la Mirella, fate qualcosa perché Marco ne ha 2 scatole piene di scalini, anche la Mirella che scivola spesso e volentieri che non lo vedo. Accidenti agli scalini, poi anche se sono bagnati, sono una trappola mortale gli scalini bagnati. Sì, perché delle volte le fanno anche con quella pietra liscia che così vai proprio scivoli delicatamente. Basta anche una rampetta di metallo, quelle che chiudi a valigetta, che apri a libro e quando arriva una persona in carrozzina tiri fuori, togli i gancetti, la apri e vai su. Ecco, per esempio io a casa ho una rampa così. Ascolta, il tempo è terminato, come ci saluti Marco? Come vuoi ascoltare gli ascoltatori, telespettatori, telespettatrici che ti stanno guardando? Con quale saluto? Con il saluto rimuoviamo questi maledetti scalini. Allora noi ringraziamo tanto, veramente tanto Marco Mazzarioli di essere stato con noi. Grazie Stefano, a voi. come vuoi salutare i telespettatori? Cosa vuoi dire? Beh, io ringrazio voi per l'invito, per averci dato la possibilità insomma di raccontare quello che è stata un po' l'avventura e quello che Marco poi sta facendo. Anche poi ha collaborato anche con il comune di Carbonera, per esempio nella stesura del nuovo PEBA, facendo il giro della sua scuola con gli addetti, quindi è uno che si impegna veramente in quello in cui crede. Sono barriere architettoniche, il piano PEBA, sono barriere architettoniche. Il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Ho fatto il giro della mia scuola media per segnalare tutte le barriere architettoniche assieme a 2 architetti e alla sindaca di Carbonera Federica Ortolano. Che salutiamo. Esatto. Certo. Ciao sindaca, grazie, grazie sindaca. A Marco e Stefano Mazzarioli, queste forze della natura, Marco in particolare, ma anche questi genitori che io devo dire chapeau veramente a tutta la famiglia Mazzarioli, veramente. Sì, è chapeau. un'altra cosa che voglio dire con il cuore. Cerchiamo di fare più inclusione possibile. Bravo, bravo il mio Marco, bravo, bravissimo. Allora guarda che ti aspetto dopo la premiazione, deve venire qua, da qua non si scappa, con la medaglia, con tutto quello che verrai, perché veramente noi saremo veramente contenti di vedere la gioia di Marco e di questa famiglia Mazzarioli. Grazie, Stretta di mano per confermare questa cosa. Vai, stretta di non mano. Si torna più indietro non adesso. Si torna più indietro perché abbiamo tutti fatto i la stretta di mano. sono testimoni. Ecco, grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno a chi è andato e guardate chi diamo gli assegni tutte le mattine. Grazie. Oggi siamo sotto questo meraviglioso albero che ci protegge, è un albero meraviglioso, un pioppo secolare perché deve proteggere la nostra Viviana. Eccola qua. Ciao Vivi. Ciao Mirella. Come va? Abbastanza bene. Sono contenta. Allora, raccontiamo un po' il tuo percorso, cosa stai facendo? Allora, partiamo che sono inserita in una famiglia del progetto IESA, che praticamente sono adulti che prendono in affidamento altri adulti inseriti comunque nel CSM, seguiti dal CSM. Che sarebbe? È Centro Sanità Mentale. Io sono seguita dal CSM perché a gennaio dell'anno scorso ho tentato il suicidio e non ho famiglia, non ho nessuno a cui appoggiarmi e chiaramente avevo detto che se non c'era una soluzione migliore avrei tentato il suicidio perché in quelle condizioni non avrei continuato a vivere. Allora, siccome non è semplice trovare una famiglia IESA, intanto ho fatto 4 mesi in una comunità terapeutica. Viviana mi ha chiamato perché purtroppo facevo un lavoretto, però questo lavoro adesso al momento non c'è più e perciò lei non ha nessun soldino e come fa poveretta? Non può spostarsi perché non ha la patente, non ha niente. E allora è intervenuta la grande famiglia perché noi li assistiamo queste persone, non è che le prendiamo una volta, noi ripeto non facciamo scoop con queste persone, noi proprio le accompagniamo finché loro non trovano la strada giusta.
e sono indipendenti. Siccome Viviana non è ancora indipendente, ci siamo noi, perché i soldi che voi ci date servono a questo, ad aiutare queste persone. Queste sono brave persone che hanno sofferto molto. Allora, sai cosa ti dico, Viviana? Che adesso ti do una cosa. Chiudi gli occhietti, apri gli occhietti. Eccolo qua, Viviana. Questo è tutto per te. Sono tanti? Cosa vuol dire ricevere? Perché spiega cosa vuol dire avere 2 soldini in tasca e non aver niente, Viviana. Ti senti libera. Allora, io ho una bicicletta, sempre grazie a te, però purtroppo è più le volte che si rompe che altro. Io sono andata in giro a vedere di biciclette nuove, ma meno di un certo prezzo non le hanno. E questo vuol dire che mi posso prendere la bicicletta nuova, che perciò posso muovermi, perché dove posso vado con la bicicletta, non è che prendo i mezzi volentieri. E poi avrei queste scarpe qua che sono rotte. E sempre 2 cosine. Sì, ma allora la sorpresa non è finita qua. Tieni sto microfono. È duro. Ecco qua il secondo regalo. Bicicletta nuova. Guarda. Te l'aspettavi? No. Cosa si prova? Non so, cioè non so cosa. Non ho parole. Allora, visto che non hai le parole, di un grazie a sta grande famiglia che veramente ti vuole. Grazie tantissimo e vi auguro di avere sempre una vita serena, perché quando sei sereno sei in pace con tutto.